Bene, per necessità di vista mi assiedo prima di dare inizio a questa giornata. Inviterei la direttrice del nostro museo, che non vedo. Perfetto. E quindi doveroso dare la parola al nostro assessore Mariano Scotton per un indirizzo di saluto. Sì, buongiorno. Io tanto benvenuti in questa giornata in ricordo anche dell'amico Gianberto. Io porto i saluti da parte dell'amministrazione comunale, da parte del sindaco Nicola Finco, ma vorrei dire da parte di tutta la città di Bassano. Ecco, quando io devo un po' anche tratteggiare la figura dell'amico Gianberto, mi coglie un po' di emozione, se non anche di commozione. E allora mi sono preparato due piccole cose, due piccoli pensieri, anche proprio per ricordarlo, visto anche l'emozione che che mi coglie. L'anno scorso, in questa stessa sede, in occasione di una giornata dedicata al ricordo dell'amico Gianberto Petoello, ho avuto modo di raccontare quali fossero la stima e l'affetto che mi legavano a lui, che ho sempre considerato uno dei riferimenti più significativi del mio impegno amministrativo. L'amore per Bassano, l'impegno civico, la ricerca storica incessante per conoscere sempre di più e sempre meglio il nostro passato, la nostra città, le nostre origini, sono stati motivi ricorrenti nella sua vita, così come l'amore per i giovani e la curiosità verso tutto ciò che era nuovo e moderno. Quando eravamo assieme, incontrava qualche suo allievo, si illuminava il viso suo, ma anche da parte dei suoi allievi, dei tanti allievi che lui ha avuto. Sono certo che per ogni argomento che verrà trattato oggi, Gianberto, oltre a conoscere bene la materia, avrebbe avuto sicuramente un pensiero, una riflessione originale. Ci avrebbe incuriosito e insegnato qualche cosa di nuovo, anche credo con molta arguzia, se lo conosco bene. Mi fa piacere ricordarlo con tutti voi oggi e vi ringrazio per l'impegno e la passione che nel suo nome e attraverso la sua memoria dedicate alla nostra città. Grazie ancora per l'organizzazione di questa giornata. Grazie veramente. Grazie Assessore. E entrando già nella giornata, do la parola a Franco Scarmoncin che descrive un po' le motivazioni di questo appuntamento. Buongiorno e benvenuti, gentili signore ed egregi signori, a questa giornata di studi in onore di Gianberto Petoello. È con molta soddisfazione che mi accingo ad aprire questa tavola rotonda, un mini convegno che dir si voglia, in ricordo e in onore di un amico, il professor Gianberto Petoello. È stato affidato a me dagli organizzatori e da chi ha promosso questo momento di riflessione il grande onore di presentare la giornata e aprire le relazioni, che saranno poi moderate dagli amici, il professor Tessalollo, mi pare, e Giovanni Marcadella, che interverrà nel pomeriggio. Ora sarebbe mio compito, per introdurre degnamente questi lavori, presentare l'opera dell'autore a cui è dedicata la giornata, l'amico Gianberto, che è mancato 2 anni or sono, il 23 o 24 agosto del 2023. Ahimè,
credo che il tempo a mia disposizione sia molto poco per tracciare un profilo anche sommario della sua intelligente attività, perché era veramente acuto, intelligente come scrittore di storia bassanese. Sarebbe in realtà questa l'occasione giusta per farlo, ma con un tempo limitato mi devo accontentare di ricordare almeno il suo impegno di ricercatore, i suoi interessi maturati, cresciuti nel corso degli anni, che avevano il conforto di una lettura acuta e filologica delle fonti, che rimuginava lungamente nello sforzo di trovare il senso preciso di ogni parola. Io lo ricordo così. Quando, incontrandoci a scuola, al liceo, mi chiedeva se sapessi dove si trovasse il castronetto rotundo o cosa significasse qualche strano vocabolo medievale. E come dimenticare quando, durante la preparazione del libro sulla loggia che facemmo insieme, con una brillante intuizione, capì che quanto il Verci aveva scritto a proposito degli scudi non era quello che fino ad allora si era creduto, ma si riferiva agli stemmi dipinti sugli armadi del podestà e non a quelli affrescati nella loggia di piazza, il che ci permise di capire e datare correttamente l'intero monumento. Tutti certo saprete che il suo interesse si concentrò sempre più sulle strutture urbane, sulle piazze, sulle mura, sul castello, sul ponte visconteo, come pure sull'apparato araldico, le lapidi che ci sono nel museo. Il suo interesse era vario, multiforme. Tutto questo ci permise però di capire meglio la forma della Bassano antica. Così, dalle prime ricerche effettuate per le guide storico-artistiche su Bassano e le ville venete, che curò insieme a Livia Alberton e a Fernando Rigon, la sua attenzione fu attirata da altri aspetti della città materiale, fino ad arrivare in tempi conflitti sociali e familiari della Bassano del XIV secolo, purtroppo rimasti non pubblicati. Che posso dire in sintesi? Che il suo percorso di ricerca storica fu vario, non legato ad un programma, come generalmente si fa nelle università, ma concentrato tuttavia su problemi di urbanistica, di vita familiare, di vita materiale. Anche per questo la sua metodologia era un po' bizzarra, perché non aveva molto rispetto per le prassi accademiche. È nota infatti la sua insofferenza per le note biografiche, che spesso trascurò. Ma la sua ricerca era comunque scrupolosa e accurata ed è per noi un esempio, o almeno dovrebbe stimolare l'unione delle forze di chi cerca di comprendere il passato, come spero che possa avvenire qui oggi e possa svilupparsi anche in futuro. Se il compito dei cultori di storia è di mantenere viva la coscienza sociale e culturale della cittadinanza, contrastando pure l'uso manipolatorio e politico della storia, abbiamo bisogno che gli storici locali si confrontino e diventino sentinelle della cultura. Credo perciò che incontri come questo, in cui vengono messi a confronto diversi interessi, diversi contenuti, metodologie diverse, siano da auspicare e da aumentare. Spero anzi che diventino momenti ricorrenti di approfondimento della storia bassanese e non soltanto. Ora ci sarebbero molti altri aspetti da esaminare, ma non voglio abusare del tempo
e oltretutto siamo curiosi di sentire le relazioni degli amici che sono qui convenuti e che ringrazio. E soprattutto ringrazio gli organizzatori di questo intervento, in primis Paolo Pozzato. Lasciatemi concludere però ricordando che l'anno scorso qui con noi, ad ascoltare le relazioni, c'era anche un altro validissimo studioso, il professor Antonio Muraro, che purtroppo abbiamo perduto il 27 settembre scorso. Anche a lui va il nostro pensiero e il nostro ricordo con rimpianto. Grazie e lascio quindi la parola. Grazie professor Scarmoncin, soprattutto per il richiamo che faceva capo al professor Petuello sulla sagacia e l'acribia della ricerca storica, che però erano e sono strettamente unite all'amore per la nostra città. Per cui con questo impianto volentieri do la parola alla direttrice del nostro museo per un cenno di saluto. Sì, buongiorno a tutti, felicissima di essere qua con voi oggi a dare questo saluto a tutti voi che siete venuti ad ascoltare, a partecipare, a contribuire a questa giornata, e una giornata che ovviamente ci porta a ricordare forse in maniera più intensa la figura di Gianberto Petuello, però io credo di poter parlare a tutti voi dicendo che in realtà Gianberto noi lo pensiamo quasi tutti i giorni, perché ciascuno di noi, vivendo questa città, partecipando alle iniziative culturali, andando in biblioteca, venendo al museo, passeggiando per le sue strade, guardando magari in alto o per terra, ci ricordiamo di cose che lui ha detto, ha fatto e ci ha in qualche modo donato. Gianberto per me è una figura molto cara, anche se il tempo che io ho avuto modo di spendere con lui è stato molto poco. Ricordo benissimo il giorno in cui l'ho conosciuto, in cui ho praticamente duellato a fioretto per quanto riguardava, stavo preparando la prima mostra che ho realizzato qua, Palladio, Bassano e il Ponte, e lui venne da me proprio per discutere i contenuti, perché gli avevo chiesto di contribuire al catalogo. Mi resi subito conto che era una persona speciale non solo per la qualità del suo intelletto e la passione che metteva nei suoi studi, ma anche speciale proprio da un punto di vista umano, un'intelligenza estremamente sensibile. Come tutti i cittadini d'elezione di un luogo, Petuello ha amato Bassano del Grappa forse più, permettetemi, di molti bassanesi che ci nascono, ci crescono e che in qualche modo lo sono per destino. Quando si sceglie un luogo, si scelgono delle persone, lo si fa con un trasporto forse più intenso. Questo trasporto non è mai venuto meno, ed è per questo che io insomma semplicemente esprimo il mio compiacimento per questa seconda giornata di studi. Mi auguro che non sia l'ultima, anzi invito gli organizzatori e tutti i relatori che contribuiranno oggi a immaginare già quella del prossimo anno, e sono felice insomma di darvi il benvenuto nel Museo Civico, che è stata la sua casa assieme alla biblioteca e all'archivio, dove Gianberto ha fatto veramente tanto. Grazie e buona giornata di studi. Grazie direttrice, e direi di entrare subito nel vivo delle relazioni di stamattina, dando la parola al dottor Alessandro Galvanetti, che vedete ci parlerà di una Bassano all'epoca dei secoli bui. Non aggiungo altro e volentieri do subito la parola. Sì, buongiorno a tutti, grazie della presenza, grazie a chi ha organizzato questo evento, grazie anche dei saluti portati.
e non vi nascondo una certa emozione nell'essere qui, perché da bassanese mi è capitato spesso di partecipare a conferenze dall'altra parte della cattedra. Essere quest'oggi da questa parte mi dà una certa emozione, per cui chiedo già pazienza per eventuali esitazioni o per eventuali imprecisioni che poi potremmo chiarire magari alla fine della conferenza. Allora, il lavoro che ho cercato di portare avanti appunto per questa giornata riguarda il bassanese nel periodo tardo antico, ovvero sia quell'epoca storica che va grosso modo dalla fine di quello che era la dominazione romana fino agli inizi del, diciamo grosso modo, fino all'anno 1000, fino all'inizio di quello che può essere proprio le origini lontane del periodo ezzeliniano, e che riguardano sì, quindi grosso modo questo periodo storico. Le coordinate quindi temporali sono quelle che vi ho detto, a partire dal 300 fino al 1000. Le coordinate invece spaziali partono, sì, o meglio, si concludono qui nel Bassanese, nel nostro territorio, ma hanno origine al di là di quello che era il limes romano, ovvero sia nelle popolazioni, nelle aree germaniche e balcaniche. In breve cercherò di fare una piccola introduzione storiografica di questo periodo, ovvero sia del tardo antico alto medioevo. Cercherò poi di affrontare quali possono essere le fonti e i metodi per il bassanese, ovvero sia per il nostro territorio, e poi cercherò di portare 3 casi di studio che appunto riguardano queste strutture urbane che mi sembrano particolarmente legate alla figura che ricordiamo quest'oggi, e quindi poi arrivare a quello che è l'ultimo periodo. Allora, il tardo antico e l'alto medioevo è per certi versi un'epoca nuova, nel senso che negli ultimi decenni ha sviluppato tutte le sue potenzialità in maniera innovativa, in maniera anche creativa. Questo lo possiamo vedere sin dai testi di scuola. Io vedo i testi dei miei figli che sono molto più sviluppati per quanto riguarda questo periodo che quando quelle scuole le ho frequentate io. Le principali innovazioni metodologiche che hanno interessato quel periodo è stato un ampio uso dell'archeologia, ovvero sia delle fonti materiali, che hanno acquisito una forte importanza, dato che le fonti scritte, ritrovare nuove fonti scritte è molto molto difficile. L'apporto delle scienze sociali, ovvero sia l'antropologia, che è stata molto sviluppata negli ultimi decenni e che può essere utilizzata anche per popolazioni vissute nel passato. E infine una revisione delle fonti scritte primarie, che viene definita come linguistic turn, ovvero sia il destrutturare quello che è il fatto storico da quelli che sono poi quelli che possono essere gli interessi invece di sensibilità o politici dell'autore. Faccio un esempio: la storia dei Longobardi ha praticamente uno storico principale, quasi unico, che è Paolo Diacono. Eppure Paolo Diacono scrive dopo la fine del Regno Longobardo, scrive pur essendo in ottima amicizia con i Carolingi, ovvero sia i nuovi dominatori dell'Italia, e quindi aveva sicuramente determinati interessi nel raccontare la sua storia dei Longobardi. Scusate, ma va avanti là, ma non va avanti qua perché non mi rendo molto conto. Allora, fonti e metodi per quanto riguarda invece il nostro territorio. Allora, parliamo innanzitutto del metodo. Il metodo che ho cercato di utilizzare per approfondire appunto questo periodo storico è stato un metodo multidisciplinare e comparativo. Multidisciplinare significa che ho cercato di mettere in confronto tutta quella rielaborazione delle fonti primarie sotto diverse angolazioni, come ad esempio la storia del cristianesimo, come ad esempio la storia militare. Ad esempio nel periodo qui è molto importante quello che era la linea di fortificazioni che fece costruire Diocleziano sull'arco alpino e che secondo gli studi di Luttwak si sviluppava secondo diversi livelli fino alla nostra pianura. Sicuramente l'apporto antropologico, per cui come vivevano queste popolazioni. Spero di avere il tempo di leggervi qualche piccolo brano per capire come si viveva durante questo periodo. Importantissima secondo me è stata la storia ambientale, soprattutto legati al Brenta e alle attività
che si sviluppavano attorno al Brenta. Ad esempio, ancora in epoca romana, sappiamo dagli scritti di Strabone che Padova aveva forse l'industria tessile più importante dell'intera penisola. Sappiamo anche che i romani usavano della transumanza, ovvero sia il fatto di spostare le greggi al fresco d'estate e al caldo d'inverno. Al fresco d'estate cosa significava? Significava portarli in montagna. E quale percorso seguire? Quale percorso poteva dare sufficientemente acqua per accompagnare verso nord queste greggi? Era sicuramente il fiume Brenta e i campi che vi erano attorno. La storia del cristianesimo è altrettanto affascinante e interessante, la storia della conversione delle campagne. Purtroppo, per motivi, come dicevo, di scelta un po' delle cose che andremo a vedere quest'oggi, mi sono trattenuto su quello che era soprattutto l'aspetto delle costruzioni edilizie, anche se cercherò, prima di affrontare ognuno di questi 3 casi, che adesso andremo a vedere, cercherò di fare una piccola contestualizzazione storica. Il primo periodo, i primi fatti di cui vorrei parlare sono appunto quelli della dominazione gota. I Goti sono una di quelle popolazioni che dalla Scandinavia, vuoi per esubero demografico, vuoi per un indurimento del clima, per diversi motivi che la storiografia non è ancora riuscita completamente a mettere a fuoco, abbandonano la loro terra di origine e cominciano queste migrazioni. Migrazioni è un termine importante da ritenere per questo periodo e si può declinarlo in due maniere diverse. Per le popolazioni, ma successivamente anche per gli studiosi della materia, soprattutto quelli che provenivano al di là dei paesi mediterranei, queste erano viste appunto come migrazioni di popoli. Invece per gli studiosi magari adesso hanno una visione un po' più equilibrata, però per i romani chiaramente erano viste come un'invasione, ovvero sia un cambiamento importante delle strutture sociali, culturali, amministrative viventi. Una cosa che vi invito a fare attenzione è appunto il ruolo invece ambiguo di questo termine, perché abbiamo anche tra i protagonisti, vediamo come questo ruolo viene utilizzato in maniera diversa. Ricordiamo il primo sacco di Roma di 410 guidato da Alarico, ma a volte dimentichiamo che nella fondamentale battaglia dei campi catalaunici, dove Ezio, l'ultimo dei Romani, ferma Attila, le principali forze militari romane sono i Visigoti, guidati da Toresmundo, che è il nipote di Alarico. Per cui vedete questo ruolo ambiguo che hanno giocato questa popolazione, come estremi difensori della romanità e come distruttori della romanità. Le altre date, se fosse più tempo, sarebbe interessante approfondirle. Allora, ecco, i Goti a Bassano. Innanzitutto un chiarimento, i resti che vedete da un punto di vista antropologico ma anche archeologico non sono del Bassanese, sono di zone limitrofe. La fibula è friulana, mentre questo cranio allungato, che era una delle caratteristiche dei Goti, ovvero sia la casta sacerdotale o la casta nobiliare, applicava queste fasciature sul cranio dei bambini per avere questo aspetto esteriore, questo cranio allungato che rappresentava la loro nobiltà, tanto che anche nelle monete di Teodorico vedete come la sua testa è maggiormente pronunciata. Fanno vedere come la loro maniera di vita era estremamente diversa di quelle degli italici o dei latini. Ecco, il dominio di Teodorico, grosso modo dal 493 al 526 e poi coi suoi eredi fino alla guerra greco-gotica, per cui fino al 535, mantiene questo ruolo di, chiamiamolo, amore e odio tra Romani e Goti, nel senso che i Goti rispettano le strutture romane e cercano in qualche maniera di farle sopravvivere, anche se vogliono essere loro a comandare, per cui c'è questa particolare divisione dei poteri, germani che controllano l'apparato militare, italici che invece controllano quello amministrativo. Quello, e qui arriviamo sulla parte più interessante, su cui volevo invece maggiormente soffermarmi, riguarda invece il riutilizzo della villa romana di Sant'Eusebio, e qui si entra finalmente a parlare del bassanese in maniera più esplicita. Sappiamo dagli scavi degli anni 60 della sovrintendenza di questa presenza di questa villa romana con annesse attività artigianali, vedi la fornace di San Giorgio delle Acque,
e quindi la presenza di una villa che non va confusa chiaramente con le ville signorili palladiana, ma che era principalmente sì una residenza signorile, ma soprattutto un'attività agricola che faceva riferimento alla lavorazione dei campi che erano nella zona. L'aspetto interessante di questi scavi fa vedere come questa struttura romana è stata poi riutilizzata da popolazioni germaniche e come grazie alla costruzione di case in legno. Qui vi ho messo un esempio di una ricostruzione del mercato di Nerva a Roma, vedete con la costruzione di case di legno al suo interno. Questa era una piazza una volta e invece poi vengono ricostruite queste case di legno. Questo è un aspetto importante della divisione fra quello che era non solo, chiamiamola l'architettura, ma anche la maniera di pensare fra romani e germani. I romani costruivano in muratura, costruivano in laterizi, avevano il cemento romano, costruivano qualcosa che doveva durare nel tempo. Invece i germani, abituati a vivere nelle foreste, costruivano principalmente in legno. E quindi era una costruzione legata soprattutto agli utilizzi familiari, non era una costruzione specializzata. I romani sappiamo che avevano ingegneri, avevano una forma di geometri che riuscivano a costruire case, anche cose di una certa dimensione e di una certa importanza. I germani invece costruivano soprattutto in legno e quindi avevano una durata inferiore. Questa probabilmente collegato anche a questo loro aspetto di migrazione e quindi di spostamento, non continuo ma sicuramente nel corso dei secoli. Quindi vediamo questo riutilizzo della villa romana, presente qua nella destra brenta, e io, un po' forzandolo, dico la verità, ho voluto ricollegarlo alla presenza gotica, ma non sappiamo se effettivamente può essere stata riutilizzata qualche decennio successivo, ovvero sia in epoca longobarda. Faccio riferimento soprattutto alla presenza di queste popolazioni perché erano quelle, tra virgolette, dominanti che riuscivano a imporre quello che era la loro volontà, i loro usi, i costumi, le loro maniere di fare. Sarebbe interessante adesso parlare del passaggio della guerra greco-gotica che trova nelle Venezie, nella X Regio Venezia et Istria, la principale resistenza gotica. Voi sapete che nel tentativo di Giustiniano di riconquistare la penisola si scatena questa grossa guerra. Ogni volta, dura una ventina d'anni, sembrerebbe che gli imperiali, maggiormente composti da truppe orientali, riescono ad avere la meglio e invece sempre dal Veneto parte, prima da Verona, poi da Treviso, parte questa riscossa che permette di continuare questa guerra, che sarà una guerra d'attrito, sarà una guerra che porterà alla distruzione di uno dei due eserciti, che vedrà il soccombere della parte germanica, anche se sarà un soccombere, tra virgolette, limitato, perché passeranno pochi anni dalla fine della guerra, cioè dal 553 al 568, e un'altra di queste popolazioni proveniente dalla Pannonia, i Longobardi, penetreranno nella nostra penisola. Questa guerra è un passaggio fondamentale dal punto di vista storiografico perché segna probabilmente l'inizio del Medioevo per la penisola italiana. Perché dico questo? Perché non abbiamo solo a che fare con una guerra che è una guerra altamente distruttiva, con continue conquiste e riconquiste della città, ma abbiamo a che fare anche con altri nemici più subdoli, come ad esempio Yersinia Pestis, la peste di Giustiniano. Abbiamo a che fare con la carestia e con cambiamenti climatici che portano a un abbassamento delle temperature. Dati storiografici di natura ambientale, ovvero sia studi sulle calotte dell'Artico o studi legati alla dendrologia, sembrerebbe indicare come il 536 come l'anno più freddo in assoluto. Questo dovuto a un'eruzione vulcanica in Scandinavia che portò a far passare più difficilmente i raggi solari e quindi un abbassamento delle temperature. Ad ogni modo c'è questo grosso passaggio fino all'arrivo dei Longobardi e questo è il secondo caso studio di cui vorrei parlarvi. Anche qui tralascio l'aspetto storiografico, vi ho messo un breve riassunto. Per quanto riguarda i Longobardi, una cosa interessante che si potrebbe dire e che si ricollega anche all'intervento che ha fatto la professoressa La Rocca in questa sala qualche settimana fa è appunto l'aspetto dell'etnogenesi. Perché legato all'aspetto dell'etnogenesi abbiamo una citazione che parla di Paolo Diacolo, una breve citazione che parla di una nuova popolazione, di una nascita di una nuova popolazione che si chiamavano i Brenti e potrebbe essere
appunto una popolazione, ne parla come di figure di ribelli contro l'esercito imperiale, potrebbe essere un tentativo di nascita di una nuova forza militare collegata al fiume Brenta, perché era possibile che i nomi fossero collegati al fiume, diciamo, collegati al nome di un fiume. Più interessante invece parlare dei ritrovamenti longobardi nel nostro territorio. Anche qui non entrerò a parlare dei corredi funebri che sono stati ritrovati in maniera puntiforme e di cui qualcosa è ospite anche nel museo, ma soprattutto voglio parlarvi di quello che è una loro costruzione, ovvero sia la longhouse che è stata ritrovata, o almeno vedete i disegni degli scavi che sono stati fatti durante i lavori in via Marinali per la costruzione, per la sistemazione del Palazzo della Giustizia. Ho cercato di farvi vedere come venivano costruite queste case in legno e poi ho cercato di farvi un esempio di una ricostruzione. Questa è una ricostruzione posteriore, però quello che a me interessava far vedere è che non è che queste popolazioni vivevano in rudimentali palafitte, ma riuscivano a costruire, seppur in legno, costruzioni anche di una certa importanza e anche di una certa bellezza. Collegato a questo, e qui collegato a questo, vorrei cercare di dare anche un po' di luce su come queste popolazioni vivevano e quindi come si viveva anche qui nei nostri territori. E per fare questo ho sfruttato questa fonte scritta del VII-VIII secolo, Beowulf, il primo poema anglosassone, per cui scritto in Britannia, e voi direte, ma cosa c'entra? Ebbene, gli Angli e i Sassoni erano popolazioni utilizzati come mercenari in Britannia, ma erano popolazioni provenienti dalla Germania, molto legati ai Longobardi, tanto che il Beowulf parla, tra queste diverse popolazioni, degli stessi Longobardi. Vabbè, è un po' discusso se siano veramente i Longobardi, però più di qualche fonte li collega ai Longobardi. E quindi mi piaceva riprendere questo testo, ripeto, del VII-VIII secolo, che racconta come si vivevano in queste longhouse. Allora, prima ho cercato di portare una citazione che riguarda appunto la stessa tipologia di abitazione, che viene chiamata, come potete vedere, una grande sala del sidro, perché l'attività principale che era svolta in queste case, anche impropriamente insomma chiamate case, erano più palazzi di rappresentanza, erano più luoghi di assemblea, era appunto questo di feste tra i guerrieri e il capo, perché in queste popolazioni altamente, diciamo, con una forte tendenza militare, anche perché maggiormente utilizzati sin nei secoli passati da Roma come mercenari, era appunto questa visione guerriera, chiamiamola. Per cui vi è una breve descrizione di questa longhouse epica. Poi ho cercato di portare degli esempi di vita sociale, per cui vedete, i poeti narravano, qui sono probabilmente i discendenti, anzi gli ascendenti di quelli saranno poi gli Scaldi norreni, narravano antiche geste di antenati e tutti ascoltavano rapiti imparando onore e coraggio. Allora il principe generoso, ecco, perché questi guerrieri si muovevano da uno spazio all'altro e vi era una forte mobilità? Perché andavano dal capo militare più famoso, andavano dal capo militare che più famoso e meglio riusciva a remunerarli. In questo ho voluto dare anche uno spazio a quello che era del ruolo della donna, che era un ruolo attivo. Un ruolo attivo non bisogna immaginarlo come si vede nei film, perché fonti di questo tipo almeno non ce ne sono, armi in pugno, ma avevano un importante ruolo per l'ordine sociale e per il ripristino della pace. Allora, nella prima citazione vedete che c'è appunto questa regina che offre il calice. Questo ricorda un po' anche gli affreschi che sono posteriori, però di Monza con Teodolinda che offre ad Autari la coppa. E ricorda i legami della stirpe, così come, vedete, ricorda al marito la pace tra clan rivali. E anche qui, andando avanti nella lettura, viene definita come donatrice di tesori, perché questo aspetto di scambio verso quello che era la forza militare, diciamo, era un aspetto fondamentale, importantissimo. Ora faremo un salto di qualche secolo, perché sapete che il regno longobardo viene conquistato dai Franchi, indicativamente nel 774, ha una riorganizzazione non molto diversa di quello che era prima, ovvero sia il sistema dei duchi continua a sussistere,
E vi è questa rinascita carolingia e poi comincia un periodo di divisioni e di crisi. Crisi in cui si inserisce un'altra popolazione, chiamiamola barbarica. Fino adesso ho utilizzato il termine barbarico o germanico in maniera quasi come fossero sinonimi. Invece ora abbiamo a che fare con una popolazione estremamente diversa, una popolazione delle steppe, una popolazione che arriva dal centro Asia. Non è la prima volta che abbiamo a che fare con una popolazione di questo tipo. Abbiamo già accennato ad Attila e alle invasioni degli Unni. Abbiamo poi la spinta degli Avari, una popolazione che si trasferisce sempre nell'attuale Ungheria, in Pannonia, perché questa, l'Ungheria, è la fine di quelle che sono chiamate anche l'autostrada delle steppe, ovvero sia tutta una serie di praterie, chiamiamole, che dall'Asia centrale arrivano fino all'Ucraina. Qui qualcosa si può vedere, e poi si concludono in quello che è l'attuale Ungheria, che prende questo nome proprio dagli Ungari. E quindi abbiamo una popolazione che è ancora diversa, perché mentre, vi ricordate, adesso per carità non si vuole fare del determinismo, però come prima si faceva questo paragone fra germani, romani, costruzioni in pietra, costruzioni in legno, con queste popolazioni c'è un altro modo di pensare completamente diverso ancora. Questi nascono, vivono e muoiono a cavallo. Per loro sono degli importanti allevatori. Per loro l'attività è una cosa disprezzabile e incomprensibile. Per cui hanno poco interesse a stabilizzarsi in una zona dove non ci sono praterie. Quello che a loro interessa è fare rapina e bottino, per cui organizzano queste incursioni. Sarebbe interessante approfondire anche l'aspetto militare degli Ungari, perché sono, non gli Ungari, sì, di tutte le popolazioni delle steppe, perché sono un po' all'origine di quello che è la cavalleria medievale, ovvero sia la loro modo di fare la guerra, il loro warfare, porterà a grossi cambiamenti nella maniera di fare la guerra, ovvero sia se fino all'arrivo di questi cavalieri era la fanteria, era la legione l'elemento principale, ora invece piano piano comincia la fanteria, aiutata da alcune innovazioni tecniche, vedi la staffa, vedi l'arco composito composto da 2 pezzi e molto più potente dell'arco classico, e anche la loro maniera di fare la guerra, il mordi e fuggi, il fatto di essere provetti cavalleggeri e quindi di saper utilizzare arco in movimento e in maniera molto, molto, molto performante, gli porterà insomma ad avere questo vantaggio militare. Accennerò brevemente a quello che è la battaglia di Cartigliano, la battaglia del Brenta, perché queste popolazioni probabilmente avevano organizzato uno dei loro principali accampamenti, anche se in termine tecnico un ring, il ring del Kagano, ovvero sia il ring era una specie di anello che doveva essere proprio nella zona di Cartigliano al momento della grossa battaglia contro Berengario, che cercava abbastanza in maniera sicura di poterli schiacciare e vincere nel momento della loro prima incursione, perché quella dell'898-899 è la prima incursione degli Ungari in Europa, che poi sarà estremamente vittoriosa, perché appunto alla battaglia che dovrebbe essere stata a Cartigliano, ma di cui non si ha certezza, l'esercito post-carolingio di Berengario viene sconfitto e gli Ungari continueranno le loro incursioni e invasioni anche negli anni a seguire, fino al 955, alla battaglia della Leckfield. Allora, cosa è importante ricordare collegato alla battaglia di Cartigliano e all'incursione degli Ungari, che, come potete sapere, non vengono a stanziarsi in maniera fisica qui nel nostro territorio, a differenza di quello che fecero Goti e Longobardi. Accennavo prima a queste incursioni a scopo di rapina. Però provocano indirettamente una cosa, il fatto che il sovrano, la struttura dell'esercito carolingio, come viene organizzato, ovvero sia il fatto di portare delle campagne primaverili, portavano a una lenta, ad avere una lenta reazione in caso di attacco. L'abbiamo visto non solo con gli Ungari, ma si vedrà anche con gli Scandinavi nel nord della Francia, e ci sarà anche con le incursioni saracene. Quindi che cosa porta a fare? Sono incapaci di difendere il territorio, come è sempre stato fatto, almeno un sistema che utilizzarono anche i bizantini, dico il territorio di autodifendersi. Questo implica
in maniera, come dicevo, indiretta, innanzitutto la prima fonte scritta del nostro territorio, il diploma di Berengario del 915-917, primo documento riportato dal Verci nel codice diplomatico isdeliniano, e che invita il sovrano, invita il vescovo di Padova a pensare alla difesa del canale di Brenta. Il dato topico di questo documento è appunto di Solagna, per cui questa è la prima fonte scritta del nostro territorio. E cosa implica questo sistema di autodifesa? Questo sistema di autodifesa, vuoi per le difficoltà che ha lo stesso sovrano a mantenere l'ordine interno, vuoi per gli attacchi che cominciano a provenire in maniera sempre più violenta dall'esterno, portano l'incastellamento, ovvero sia lo sviluppo di quello riflesso ossidionale, ovvero sia al sistema di fare la guerra medievale, che principalmente sarà caratterizzato dal sistema degli assedi. Appena c'è un attacco, io mi nascondo dietro le mura. Questa ricostruzione in legno, questo disegno l'ho preso da un testo che soprattutto riguarda la Toscana, dove sono stati fatti degli studi importanti sull'Alto Medioevo, e poi ho cercato di ipotizzare, anzi ho ripreso questa cartina che è presente nel testo che seguì la mostra degli Ezzelini del 998, e quindi lo sviluppo del castello anche a Santa Maria in Colle. Probabilmente il castello, anzi quasi sicuramente, perché sussistono altre tracce, è più antico, ma sicuramente acquisisce importanza in questo periodo. Acquisisce importanza non solo il nostro castello, ma il territorio in sé, ovvero sia da un territorio che era profondamente o in maniera insomma abbastanza importante marginale in epoca romana, comincia a acquistare questa centralità sempre più importante nel Medioevo, e questa centralità si porta ad avere un ruolo attivo e ad essere catalizzatore di eventi, ma porta anche gli interessi di quelle che possono essere strutture più potenti a noi vicine. E quindi vorrei concludere il mio intervento con una frase ripresa proprio del professor Pettoello sul capitolo che riguarda lo sviluppo organistico del X secolo ai giorni nostri nella storia di Bassano. Arrivati quindi al X secolo, Bassano, o appena successivo, Bassano si trovò all'incrocio dei conflitti di influenza e di supremazia, nel punto in cui si scontrano le volontà di potenza, nel luogo che la paura di soccombere costringe a rinforzare e a crescere. E fu questa la sua fortuna. Grazie. Grazie dottor Galvanetti, non solo per essere stato nei limiti di tempo, ma anche per aver tratteggiato così brillantemente, direi, questi secoli che dalla sua relazione risulteranno sicuramente un po' meno bui. Se ci sono domande, richieste, interventi, altrimenti ringraziamo il dottor Galvanetti e rimaniamo sempre sui temi dei luoghi intrecciati con i nomi e la storia, dando la parola a Gabriele Faronato, che da decenni indaga queste vicende, concentrandosi in particolare oggi sulla storia di Rosà, che appartiene al bassanese e ha un significato notevole, come sentiremo adesso. Grazie professore. Allora, io ringrazio prima di tutto perché chi mi ha invitato, e sono venuto a parlare di Rosà. Ma perché parlo di Rosà? Perché era partito nel 2016 un'ipotesi di costruire una storia di Rosà. Poi dopo il discorso si è interrotto e quindi io adesso do i risultati, un primo risultato di quel lavoro che non ho concluso. Prima di tutto vorrei fare notare una cosa. Monsignor Liberali, studioso di Treviso, dopo aver scritto e pubblicato
più volumi, una decina sulla riforma pre e post tridentina e anche su altri lavori, e si è messo a parlare con Monsignor Angelo Campagner, archivista della Biblioteca dei Canonici di Treviso o Biblioteca del Duomo, e gli ha detto: adesso, anche se si brucia tutto, e ricordava il 44, io ho già scritto tutto. Forse è il caso di pensare in un altro modo, perché siamo in continua evoluzione. Pensate, non so, ai toponomasti che non avevano toponimi, pensate che si sono ricavati invece dagli estimi, pensate agli studiosi che non avevano la possibilità di consultare gli archivi perché erano chiusi, pensate alla mancanza del computer e tanti altri strumenti che permettono di poi andare a consultare. Io quest'oggi parlerò di due cose importanti. La prima, voglio ricordare, le origini di Rosà, il problema della rosta Rosà. La seconda, perché è nata Rosà. Il discorso è molto semplice. La seconda, perché è nata Rosà, è da ricondurre non alla laboriosità o alla intransigenza, ma al fatto che Venezia ha applicato un semplice principio. Le leggi le fa il padrone, le fa chi comanda. Che cosa voleva fare? I vescovi, tramite i loro vicari generali, pensavano nel voler mettere il quartese o la decima sui beni novali. Cioè, pensate al discorso relativo come si dice, al discorso relativo di tutti i beni comunali che Bassano ha venduto, ha dato prima in forma di affitto, ricavando un'entrata continua. Pensate alle centinaia e centinaia di campi per cui Treviso, Verona, Padova. Scusate, mi accendo un po', adesso ho il mio computer e purtroppo vorrei un momento, e devo togliere anche gli occhiali perché il mio, cerco il mio. Scusa, un momento di pazienza. Un secondo solo che... Intanto che il professore approfondisce i meandri della tecnica. No, volevo solo dire, questo libro qua, soprattutto ci sono leggende. Prima il professore ha parlato degli Ungari. Se noi andiamo a leggere Domenico Brotto, che ha pubblicato la storia del Canal di Brenta nel 1927, dice, parlando degli Ungari, che le madri morsicavano i figli per abituarli al dolore. Ma questo non succede nemmeno tra gli animali. Eppure sono barzellette che si raccontano. Non andiamo poi a vedere, se poi vogliamo essere, pensate a San Prostocimo, discepolo di San Pietro, nel 400 è ancora vivente. È una cosa quasi impossibile, secondo me. Dopo vedete voi. Pensate ad altre cose. E Cesare Cantù, quando ha scritto il libro su Ezzelino, Storia di un ghibellino del 1854, comincia con un'introduzione molto semplice e dice: state attenti, volete che io vi racconti ciò che ha detto la madre ad Ezzelino e Alberico? Che cosa dite? Li ha convocati e ha raccontato loro che lei una notte si è copulata col demonio ed è nato da questo Ezzelino. Quando nel 75 è venuta a trovarmi la Nera Fallaci per parlare di Ezzelino per una rivista
per oggi, e a un certo punto mi dice: ma come, tenete lo Spudella Bambini in chiesa? Sì, per noi la chiesa, per noi popolani, la chiesa era tutto, era il nostro museo, era il nostro posto per studiare, per parlare, per divertirci intorno alla chiesa. E quindi questo va valutato, questo va interpretato. Ezzelino ovviamente si è incontrato con Sant'Antonio? No, però in tante chiese abbiamo Ezzelino che si inginocchia di fronte a Sant'Antonio, tra l'altro per una vicenda che poi è difficile da collegare. E sempre, gli ho detto, gli storici prima degli anni 50 sono rari quelli che hanno seguito le orme del Verci, molto, ma molto rari. E quindi dovevano appiccarsi a qualsiasi cosa che servisse a dire è raccontato e si immagina. Ecco che allora viene fuori il discorso di scusate, allora no, ecco. È andata a finire. Ne prendo una. Ecco che viene fuori una storia inventata. Anche il signor Brentari ha fatto la storia in 3 anni. Non era possibile. Non era possibile. Uno che si mette a studiare storia ha bisogno di lavorare parecchio, non 1 anno, 2 anni, 3 anni. Brentari ha fatto la storia in 3 anni. Ha avuto la fortuna di aver trovato un archivista marchente che gli ha passato tutti gli appunti, li ha copiati e non li ha neanche citati. Solo per esempio nel caso di Mussolente lui ha citato, per la storia di Mussolente, ha citato il cappellano che ha raccontato la storia, ma questo non sapeva niente. Ecco, la storia si fa andando a guardare i documenti, leggendo. Ecco che viene fuori un discorso molto particolare. Ecco. Nella prima parte delle pagine che vi ho dato c'è una prima documentazione storica importante per quanto riguarda l'Arosta Rosà. Io mi sono sempre trovato in difficoltà o osteggiato perché ho raccontato ad esempio la deviazione del Muson, cioè a quella data del 1147, quando a Fontaniva c'è stato il placito, Bassano ha cessato di far parte del comitato di Treviso con Cittadella e da là è cambiata la storia. Il vescovo di Treviso subito ha elevato a parrocchia la Pieve Nuova di Castelfranco, documentata nella bolla papale del 1152. Ovviamente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, per cui Castelfranco ha dovuto cominciare ad essere costruita nel 1099, ma nel 2025 era appena conclusa Monca, come le grandi cattedrali tipo Bologna e via dicendo, che non sono ancora state rifinite nelle facciate. E che cosa succede? Che a Bassano, cioè che Castelfranco hanno costruito una strada principale e basta, la strada Treviso-Vicenza. Quella che c'è adesso che va in piazza Giorgione, quella è seicentesca. E dicevano gli statuti che ovviamente c'era bisogno di fare 60 passi ogni 6 mesi, ogni carica di podestà. Se voi andate a guardare poi Cittadella è stata costruita nel 1220. Una domanda molto semplice. E l'acqua dove l'hanno presa? Se ci raccontano come ho trovato un osteggiamento per quanto riguarda questa definizione di Rosà, che è nata al tempo dei Romani, si chiamava, il punto di derivazione si chiama Botta. E se andiamo ad Asolo,
il punto dove in seguito al terremoto è crollato l'acquedotto romano, hanno fatto la derivazione, si chiama la Bot, è uguale. Per curiosità dico che la strada a nord di Asolo c'è la località Bassane e la strada che va su a Castelcuco ha un nome strano, Armagnan, cioè assomiglia a Margnan. Tanto per dare un'idea, perché i toponimi si ripetono tantissime volte e basta guardare gli estimi e trovare questo discorso. Cittadella, per essere costruita, per avere l'acqua, doveva averla. E dove era? Dove passava questa rosta? Nel documento che io ho dato qualche copia che sono riuscito a fare, c'è scritto una cosa molto semplice, che il conte di Virtù, Bassano dice, traduco istantaneamente, ci hanno supplicato il comune e gli uomini della terra nostra di Bassano che, come nel passato, hanno avuto certa campagna che in parte era possessione di singole persone, e notate queste singole persone in parte, e parte possessione della comunità di Bassano. Ci raccontano che Rosà non esisteva. Signori, aveva un altro nome. Si chiamava Paderno. E la chiesa principale non era una grande chiesa, era una piccola, era San Pietro, che l'archeologia ce l'ha dimostrata antica. E in fianco a San Pietro passava la Rosta Rosà che andava giù a Cittadella, che attraversava tutto il vignale di Bassano. Questo è da capire. Ovviamente le ville romane esistevano se potevano abbeverarsi. C'era anche un pozzo, ma non era sufficiente. Ed ecco allora che anche osservando le mappe antiche viene fuori che la strada che va giù, verso il Corsaron è detta strada nuova. Vuol dire che ce n'era una vecchia, probabilmente senza problemi. Questa strada vecchia non è mai stata oggetto di contestazione, cioè Bassano, il confine tra Romano e Bassano, era la strada vecchia, quella che possiamo chiamare teoricamente Venezia-Trento, che è una cosa... E infatti noi troviamo che per le ville romane di Fellette hanno deviato il torrente Santa Felicita. Chi va in viale Montegrappa ancora oggi si accorge che c'è un piccolo saltino da fare, perché c'è stata la deviazione del Santa Felicita verso Fellette, che però seguiva l'attuale via bassanese e andava giù ad irrigare Fellette tutto quanto, perché poi hanno aggiunto l'acqua del Mardignon, altro saltino che si trova andando a Mussolente, ed è stato importante. Che cosa si dice? Qui nella lettera i bassanesi dicono che loro permettevano fare capurare, raccogliere strame, raccogliere foglie, erba e quello che era, e sua Pasqua stramina opportuna, eccetera. E persone singolari, diceva. Poi chiama in ballo Francesco da Carrara. A proposito, è passato con i due convegni fatti sui da Romano, uno qui e uno a Romano nell'89, è passata la mentalità dei padovani che ci dicevano Ezzelino era un bandito, ne ha fatti di tutti i colori, ha castrato, perché quando si deve parlare male va tutto bene, va tutto bene. E invece, ripeto, i carraresi erano specialisti, si ammazzavano fra di loro, tanto per dare un'idea, però questo non viene raccontato tanto facilmente. Ecco che il carrarese riesce, dopo che gli scaligeri, giunti a Bassano all'inizio 300 e poi nel 1329 hanno preso Treviso, poi anche Padova, eccetera, eccetera, e anche prima, hanno creato un impero
Dai. E questo, chiamiamolo impero per modo di dire ovviamente, con Can Grande della Scala, e quando sono crollati nel 1337 si è sviluppata la forza di Francesco da Carrara, che ha preso non solo anche il Bassanese, ma è andato su fino a Strigno, su da quelle parti là, e si è spostato anche nella guerra veneto-carrarese del 1370, ha preso Romano, che era stato fortificato dai veneziani, perché Romano è diventato provincia di Vicenza solo dal 1808 con Napoleone. Ecco che noi abbiamo questa storia che viene. E che cosa succede? Che Francesco da Carrara fa due cose importanti. Una è questa qua, la Rosta Rosà. Ma non l'ha fatta lui la Rosta Rosà, ha fatto una derivazione. Ha fatto la Rosta Rosà che va direttamente, ripeto, che va direttamente verso Rossano, la Rosta Moranda, per recuperare tutta quella parte di campagna che era ad est della Via Nova, che arriva giù fino al confine con Cittadella. Questo ha fatto Francesco da Carrara. L'ha usurpata? Beh, se comandava non ha usurpata. Se lui è stato quello che ha fatto il confine, che ha stabilito il confine tra Treviso e il Bassanese, evidentemente aveva dei poteri. Raccontare la cosa diversa, diceva il professor Rigon, parlando dei santi padovani, di cui 12 sono beati senza mai essere stati fatti, che bastava raccontarselo, ma il Zerino ci ha bastonato, magari gli avevano tagliato la mano perché erano ladri, e sono stati premiati, sono stati accolti, perché quando c'è da parlare male del nemico, eccetera. Racconta un notaio di Bassano, cioè di Solagna, Baldassarre Resuario, dice: quando se vuoi comandare, ricordati una cosa solo: alza qualcuno e abbassa chi è forte. Ad uno dai il miele, all'altro dai il fiele. Questo è il modo di pensare e di parlare per ottenere risultati. Ed ecco qui cosa avviene. E dice: e Francesco da Carrara de Cararia Tempus, quo flumen rosate fieri fecit in usum dicte campane, che ha fatto fare in uso di detta campagna, evidentemente quello che ho indicato con la freccia, qui ha fatto le nostre possessioni, ce le ha rovinate. No, non è così, signori. Lui ha fatto i suoi affari, come fanno tutti, e però ha portato questo beneficio. Poi c'è un'altra cosa che va presa in considerazione. Bassano, signori, hai detto Rosà non è nominata, però nel giuramento del 1175, o dichiarazione di fedeltà più che giuramento, lo ha contestato anche Brentari questa cosa, è chiaro che si parla di due persone di Paderno, e soprattutto nei discorsi di confine c'è la Calle di Paderno. Se voi guardate, scusate, facciamo un passo avanti, se guardate la fotografia che ho allegato, è tratto dalla mappa napoleonica, vediamo che con la lettera A è segnata la chiesa di Rosà, con la lettera D è il cimitero, con la lettera B è il campanile, e con la C adesso qui è scritto solo la casa del predicatore, cioè avevano fatto un appartamentino, chiamiamolo così, perché il predicatore quaresimale avesse la sua dimora. Ecco, visibile, vedete che qui c'è il gioco d'acqua, c'è l'acqua che va, e se osservate proprio nel punto di incrocio tra la Via Nova, che è quella segnata dalla linea tratteggiata, e la Rosta Rosà nuova, derivazione, lì è stata costruita la chiesa, che è stata costruita lì perché? Perché sono venuti due fatti importanti.
oltre a questa qua, quando Bassano è finita sotto Venezia doveva pagare le spese di guerra che l'ha portata alla conquista del territorio fino a Bergamo. E che cosa ha fatto? Cari signori, manda una lettera all'inizio del 1403. Queste cose qua gli storici di solito non ne hanno affrontate, perché quando si va a studiare storia bisogna uscire, andare a guardare, ma qui non c'è nessun documento. Allora, se non c'è nessun documento non diciamo niente. Per esempio, che cosa si è scritto della storia di Margnan? Della chiesa del millennio, che era chiesa di Margnan? Non sappiamo niente, o quasi. Sappiamo che però il vescovo di Belluno era proprietario della chiesa di San Bortolo di Brenta, quello dove c'è l'istituto agrario, e che ancora ufficialmente o ufficiosamente è della diocesi di Belluno, ma che Belluno non ha mai rivendicato, perché nell'atto di cessione è chiaro che viene data Mussolente e Casoni, che erano diocesi di Belluno, vengono date a Treviso. Quindi c'è un po' di caos. Quello che viene importante è che bisogna andare a guardare anche fuori. Venezia. Noi siamo a rapporto con Treviso? Sì, perché Treviso era la camera fiscale di Bassano ai tempi di Venezia. Bisogna andare a vedere, ci sono molti registri. Qui è successo un po' di caos. Bisogna ricordare, c'è stata l'opera di Giovanni Marcadella, ex direttore dell'Archivio di Stato di Vicenza, che ci ha portato qui l'archivio del 1990. È stata una cosa importante per Bassano e si sta facendo la stessa lotta anche adesso, vedete, per il discorso del tribunale, perché è chiaro che ognuno vuole che il servizio sia a casa sua, perché andare a Vicenza sono 60 chilometri. Non è che li paga lo Stato, ti rimborsa lo Stato le spese. Quindi il discorso è esattamente questo. Questo per dire dell'Arosta. E poi invece il discorso numero 2 è che noi dobbiamo dire singolari persone. Quindi vuol dire che già allora c'erano parecchie persone e troviamo anche... Io non posso stare qui, devo tener conto... mi avvisi quando è ora. Non posso tener conto del tempo, no? Avrei centinaia di schede. Centinaia, che cosa vuol dire? Beh, sono 35 anni che frequento l'archivio di Bassano insieme a Gianberto e mi sono trovato tante volte a parlare e a discutere su piccolezze, su una parola, su particolari, come il posto dei cani che è vicino al ponte. Tante storie che sono passate. Chiaramente tutto questo discorso diventa importante, non si può raccontare in 448. Comunque, andiamo avanti. C'erano persone particolari e voglio citare alcune cose del quartiere. Che cosa fanno? Dico così, Domenico Broto l'ho parlato, nel 1302 il comune di Bassano stabilisce i quartieri. Ma cosa stabilisce i quartieri? Vuole dare una parte di campagna. Perché? Perché poco dopo verrà anche un po' di caos. Perché cosa succede? Dicono i comuni di Solagna, che comprendeva anche Pove e Cismon, ma noi, quando voi fate festa, dobbiamo sempre pagare la nostra quota? Voi magnate e noi paghiamo? Sembra una cosa un po' particolare. Ed ecco allora che il comune di Bassano assegna Cassola a Solagna, e infatti Cassola è diocesi di Padova. Ovviamente nel frattempo si era anche separato, prima ancora si era separato a Cartigliano, e poi a poco con la crescita evidentemente nascono altre parrocchie. Qual è il discorso? Il quartiere del Margnan come punto di difesa è la strada che porta a Torre, cioè San Giacomo. I nomi cambiano.
e dice questo qua: comincia dalla porta Oriola e per la strada che va a San Giacomo, cioè via Torino, per capirci, quella era la strada vecchia che andava ad Asolo prima che fosse fatto viale Venezia. Questo è il discorso. E dopo recto tramite, dritti. Poi dopo danno una parte che va fino alla Calle di Opledo. Il quartiere di Rover comincia nello stesso modo dalla strada che va a San Giacomo e scende giù fino alla Via Nova, che è la strada che passa per via Beata Giovanna, e va giù. Poi il quartiere di Santa Croce comincia dai borghetti, da sotto dai borghetti, dalla Calle della Fossa, la strada della Fossa, fino alla Via Nova, e dalla Calle di Paderno, a proposito del nome di questa Calle di Paderno, che diventa Carpellina, che poi è Calpevina, ma io ho trovato, se poi verranno pubblicati gli atti li metterò, ho trovato Calle Pavina. Pavina è la forma abbreviata di Patavina. Era la strada che portava giù, che seguiva il corso della Rosta. Rosa vuol dire deviazione, acqua artificiale, corso d'acqua artificiale, che poi abbiano messo una rosa, si chiama stemma parlante. A proposito, il cardinale Parolin ha preso come strumento, come stemma, il paiolo, o l'avedo come si dice da noi, dicendo che lui voleva mettere un bue. Ho letto sul giornale, quindi non so se sia tutto vero. In realtà lui ha preso il paiolo e senza saperlo ha preso il suo cognome, perché Parolin nel Trentino significa paiolo. Ecco, quello è il discorso. Ha indovinato. E quindi quello stemma del Parolin è uno stemma parlante. Poi dice, il quartiere di Caser comincia dalla Calle del Fosso e va fino al Brenta e dice una cosa, che ci devono essere i saltari e via dicendo. Vado avanti. Ecco, altra parola importante, vecchia, che permette di capire. Siamo 1469 e dice, sopra la campagna 40 campi che vengono dati a Vezzati, che aveva comprato, che cede i suoi campi, garantiti dal fedecommesso Nassim Ben Pola, i diritti su 40 campi di terra prativa sopra la campagna di Bassano, incontrata Santi Petri Terenzani Sive de Pevine. Cioè, noi sapevamo che il Terenzano era soprattutto San Zeno, e invece era molto più in qua. Ma basta guardare un momento le chiese vecchie che ci sono, tipo Santa Lucia, tipo anche San Zeno di Cartigliano, per capire che l'antichità. Poi, ecco qui, e veniamo subito, 5 minuti, va bene, veniamo a parlare subito dei novali. Che cosa sono i novali? Allora, da una parte, ripeto, il comune, la Venezia, aveva ordinato di vendere i beni comunali, quindi sono venduti a basso prezzo e qui chiamano gente, arriva la gente un po' dappertutto. Arrivano gente che vanno a lavorare questi nuovi terreni disponibili. Bassano nello stesso tempo fa la medesima cosa, affitta i suoi campi facendo pagare 2 soldi a campo e ha una entrata sicura. Per esempio, ad alcuni chiedono la cittadinanza, altri chiedono di avere dei terreni per poter lavorare. E se voi andate a vedere giù ai Cusinati, che tra l'altro arrivano da Caldogno, no, c'è anche la contrada delle Fraccare nelle mappe napoleoniche, perché quando il toponimo è al femminile plurale vuol dire che richiama un cognome. E questi Fraccaro vengono giù da Gaglio, ma originari da Enego. Prendono i loro 50 campi che hanno avuto in concessione, pagando l'affitto, cioè il livello. Il livello che cos'è? Il livello è un finanziamento che non vale più niente se non è mai se non è mai aggiornato nel valore. Ma se invece me lo cambia,
il valore allora aumenta in continuazione. Ecco allora che chiamiamolo così, viene messo in vendita a tante possibilità che danno questo San Pietro. Però adesso c'è una cosa, c'è una ducale, era cominciato ancora prima, nel 1467 e Padova addirittura nel 1457, 10 anni prima. Questo lo ricavo dal prezioso archivio della biblioteca di Bassano. Ha moltissime cose. Hanno fatto a suo tempo le fotografie, però hanno compiuto un piccolo errore di sbaglio. Non hanno numerato le pagine, per cui non possiamo sapere se il fotografo ha fotografato tutte le pagine o no. Qualche direttore non vuole che si segna, però se il registro non viene segnato non sappiamo se la paginazione è tutta o se è cambiato. Questo è per me una scelta sbagliata, vietarlo. Ecco che Niccolò Tron, nella sua ducale del 1472, dice questo qua: vieta di riscuotere le decime, no? Questo addirittura Bassano, il 22 agosto c'è una lite tra Bassano e l'arciprete. L'arciprete dice: tu, Bassano, hai dato campi a centinaia, pensate ai Morosini, ai Dolfin, pensate a tanti che hanno preso centinaia di campi, e io su quei campi ci voglio mettere il quartese, la decima. Però Bassano dice che il signor arciprete e i successori possano esigere, dicono, i loro quartesi dove già lo ricevono, ma nei novali, no, dei quali sono consueti ricevere, dove non li hanno ricevuti fino adesso, non possono imporre tasse. Ecco ciò che ho detto prima. Sarà Venezia che su questo interviene in modo particolare. E che cosa dirà? Intanto lo annulla. In secondo luogo l'arciprete andrà a Roma a domandare, e Venezia manda una lettera e digli all'arciprete che quella possibilità di mettere le cose è stata bloccata, è stata vietata, quindi il suo lavoro a Roma è inutile. Ecco che per evitare qualsiasi storia poi Venezia fissa i confini. E qui potrei dire tante cose, ma ovviamente il tempo è corto e quindi vi ringrazio e scusate. Grazie professor Faronato. Dalla sua bella relazione, finché parlava, percorrevamo un po' le strade, i nomi, e è emerso da quanto ci ha detto una stratificazione profonda non solo nella toponomastica ma anche in tanti intrecci che ha ben illustrato. Il discorso è molto semplice, è come adesso. Col Ceresa, no? Dopo chi si ricorda fra 40-50 anni di Mason Sì, sì. e di Pianezze? Lo stesso è accaduto una volta. Quando è nata Rosà, no, tutti si sono dimenticati, addirittura i preti, scusate, hanno chiamato San Pietro, che era scritto Paerno, è caduta la D, Paerno, l'hanno chiamata San Pietro in Perno. Cosa c'entra il Perno con Palermo? Non lo so. E gli asolani hanno detto che Bassano comandava perché gente di Palermo ha giurato fedeltà. Ma erano due cose distinte, come Palermo del Grappa e Palermo di Ponzano. Grazie professore. Se non ci sono altre domande, darei la parola al professor Angelo Chemin, che ci riporta all'ambito bassanese, in particolare al tema forse poco conosciuto ed esplorato del Vallo Visconteo. Prego. Ho bisogno però di Sì. mettere... Sì. No, non sono... Sì, sì. Aspetta che metterò fuori il computer mio. Ho un problema col mouse che non risponde.
Professore, quale sarà? Il primo. Il primo, reti monastiche. Aspetta che ti dica. Reti monastiche. No. Presentazione Sì, dunque deve essere Vallo Visconteo. Esatto. Eccolo qua, Vallo Sì, Visconteo. eccolo, Lo sì. facciamo partire. Dovremmo esserci. Sì. Allora, lei vede la successiva e quindi Sì, il bottone dove sei io? Quello là. questi due qua. Grazie. Beh, dovrei ricordare una cosa, che ormai molto tempo fa arrivo in archivio e avevo l'incarico da parte della sovrintendenza di 2 lavori. Il primo era quello di alcune schede, quelle grosse però, cioè non una pagina, dell'archeologia industriale, e sostanzialmente lungo il canale di Brenta. E poi l'altra, che era più importante, in sovrintendenza non si sapeva bene esattamente dove fossero tutti quanti i vincoli. E era importante riuscire a capirlo, ma era anche altrettanto importante riuscire a fare in modo che altri manufatti, chiamiamoli così, o situazioni come giardini e altro, non catalogati, non sotto vincolo, potessero rientrare dentro questa giusta categoria. È stato un lavoro abbastanza impegnativo, diciamo abbastanza, molto impegnativo. E mi è capitato appunto in archivio di trovare Gianberto, il quale era un po' stupefatto su alcune cose che io facevo. E la prima era quella di prendere in mano, chiamiamolo l'originale delle mappe napoleoniche, e di vederlo contro luce. Non vado avanti su questo discorso, ma era molto importante perché dovevo riuscire a capire se mi trovavo di fronte a un rilievo di campagna reale oppure a una copia autentica. E questo era importante, ma tralasciamo questo. E so che lui la prima cosa che mi dice il Vallo Visconteo. Dico, infatti, sul Vallo Visconteo c'è proprio l'intenzione di porre da parte della soprintendenza una particolare, diremmo, attenzione. E già erano stati fatti dei lavori di ricognizione, nel senso che almeno i documenti che erano stati pubblicati di riuscire a capirli e riuscire a vederli. E questo era già importante. Intanto la storia di Bassano sì, già accennava alcune cose, ma la cosa più interessante era che in pratica tutti quanti gli autori, sia diciamo recenti, tra virgolette, fino al 1800 e poi andando fino sostanzialmente al 1400, 1402, anche un po' prima, 1401, e poi in particolare diremmo i contemporanei, perché il Vallo lo troviamo nel 1402. E gli autori contemporanei, che sono sostanzialmente 2, Redusio da Quero e Ignari, parlavano in maniera molto precisa, cioè che era stato fatto uno sbarramento sulla Brenta, chiamiamolo così, o ponte fortificato, possiamo chiamarlo anche così, un po' tutto l'insieme, ed era stata fatta questa deviazione sostanzialmente per una ventina di chilometri fino ad arrivare a far confluire le acque della Brenta, femminile rigorosamente, mi raccomando,
della Brenta nell'astico. E poi dall'astico diremmo immettere l'acqua girando intorno a Vicenza nel canale dei Colli, che poi arrivava sostanzialmente fino alla campagna di Lozzo a Testino. E intercettando però un'altra situazione, che era quella delle torri di Novaia, cioè prima Gabriele accennava ai nostri carraresi, no? Cioè la guerra d'acqua sostanzialmente in questi territori ha un'origine abbastanza vecchia. E perché è importante la guerra d'acqua? È importante perché non è tanto che cavi via, diremo, l'acqua da bere, no. E la cosa più importante è intanto il discorso dell'irrigazione, ma prima ancora la forza motrice, cioè sostanzialmente i mulini. E non solo, ma anche le capacità di difesa. Basta pensare alla poliorcetica, diremo ancora, sì, in questi secoli tra Medioevo e inizio dell'umanesimo e Rinascimento, è legata anche ai fossati, ma questo è un particolare quasi trascurabile. E la cosa più importante invece diventa proprio questo uso delle acque come atto di guerra. Però non è soltanto un atto di guerra, è anche contemporaneamente anche una possibilità, diremmo, di fare in maniera che i territori vengano irrigati, nel senso che una qualsiasi deviazione d'acqua porta anche questa possibilità. Però nel Vallo Visconteo ci troviamo di fronte a una cosa un po' diversa. Beh, intanto chiedo scusa perché in mezz'ora è semplicemente impossibile, diremo, dire un po' tutto sul Vallo Visconteo e specialmente sui documenti. E allora ho fatto una scelta. La scelta è questa, qui ho davanti l'amico professor Domenico Patassini, e la scelta è stata quella di, sì, sulla base dei documenti, di riuscire a capire dove, ma non solo il dove, ma anche il come il Vallo fosse stato possibile. Perché anche già i quasi contemporanei dicono che si tratta di un'opera gigantesca quasi al limite della possibilità. Ed è vero. E ecco, guardate qui nella prima diapositiva, no? L'avete riconosciuta, immagino. Se dove che adesso che sei ancora, diremo, una specie di neanche tanto di rosta, da briglia che manda l'acqua nel canale che poi, diremo, arriva fino a Via Pusterla. Ecco, è quello, no? Ma è un luogo proprio molto particolare. E poi vedete di fianco una rappresentazione che viene dall'Atlante del Bleu, dove stanno sostanzialmente, diremo, progettando una mappa, perché è necessaria una mappa prima di fare, diremo, qualsiasi intervento. E allora com'è che abbiamo, diremo, portato avanti il lavoro? Il discorso dei documenti, come vi ho detto, ma che trascuro un po', lo dico subito. E eventualmente li potrete vedere nella pubblicazione di prossima pubblicazione. Però credo che fosse importante anche citare un'altra cosa che con Domenico già dicevamo, forse si legge male lì, ma però è un discorso che riguarda il nostro territorio. Dante, quali fiamminghi tra Guizza e Bruggia, temendo il fiotto che inver lor si avventa, fanno lo schermo perché il mar si fuggia. E qual i Padoan lungo la Brenta per difendere lor ville e castelli, anziché Carentana il caldo senta. A tale immagine eran fatti quelli, tutto che né si alti né si grossi, qual che si fosse lo maestro Felli. Sono di Argini. Ma c'è un'altra citazione che a noi interessa direttamente, Carentana, prima che Carentana sciolga. Infatti,
diremo, le brentane più storicamente più imponenti che noi abbiamo avuto sono proprio quelle quando Carentana manda troppa acqua lungo la Brenta. E sostanzialmente avviene intorno al mese di luglio-agosto, agosto in particolare. Ecco, credo fosse interessante questa citazione. Allora, la prima cosa, adesso io non so quanto si riuscirà a vedere. La prima cosa è stata quella di riuscire a interpretare dove potesse essere il vallo, cioè praticamente questo canale di derivazione dell'acqua della Brenta. Era necessario, sì, vedere sì i catasti, ma anche le quote del territorio. E le quote del territorio nella carta tecnica regionale si potevano avere in maniera molto facile. Però voglio aggiungere un'altra cosa a proposito di cartografia, che qualcuno si può chiedere, ma come mai non ci sono pervenute mappe? Qui c'è un grosso discorso che si è portato avanti specialmente negli studi di quest'epoca, cioè sostanzialmente dalla metà del 1400 in avanti, cioè anche i grandi trattatisti non danno disegni. E cosa danno però? E seguono quello che è stato l'esempio di Claudio Tolomeo. Anche di mappe di Claudio Tolomeo, originali tra 50.000 virgolette, non ne abbiamo perché lui non voleva farle. Cosa dà invece? Dà quelle che noi adesso chiameremmo le coordinate. Cioè sostanzialmente una tabella che ci dice il dove e le quote. E maestro di questo è Leon Battista Alberti, poi nell'epoca di cui noi stiamo parlando. E per esempio nella sua Descritio Urbis Rome non dà la mappa, dà soltanto invece come tu puoi costruire la mappa. E qual è il motivo? E il motivo è che copiare una mappa certamente si va incontro, le copie non possono essere fedeli. È impossibile. E c'è più fedeltà quando io do il come e i numeri per poter tu fare la mappa. E quindi quasi certamente ci troviamo di fronte a una situazione del genere. E allora sulla scorta di quello che ho appena detto siamo appunto andati a cercare di vedere questi numeri. Non ci sono negli archivi, o se ci sono chissà dove sono nascosti, però si poteva diremmo, riprendere la stessa metodologia. Ecco, e qui diventa il discorso importante. È saltato fuori quello che potete vedere. E allora in verde è segnato la ricostruzione che noi abbiamo fatto insieme a Domenico Tassini, però la parte finale è un po' incerta, anzi è molto incerta e quasi difficile, chiamiamola così. E poi semplificato guardando a destra proprio diremo il sedime che viene giù, però la parte alta dove era l'attacco? Cioè, perché c'è un problema, non so, sto guardando se c'è qualche ingegnere qui, non lo vedo, va bene, però c'è un grosso problema proprio sull'attacco, cioè sul dove è stata fatta questa diga Ponte Castello. Perché c'è la necessità di deviare il fiume, non dico ad angolo retto, ma quasi. E questo però era un problema che era già stato risolto un po' di tempo prima. Ecco, anticipo un'altra cosa ancora. Il collega e amico Marco Longo, che allora lavorava a Padova, aveva fatto dalle foto satellitari, aveva tracciato quelli che erano i paleoalvei che sostanzialmente tra il Pedemonte e la zona sud dei Colli Euganei si rivelavano. Ed è saltata fuori una cosa estremamente interessante, che sovrapponendo il discorso delle quote
E il discorso diremmo, dell'orientamento delle particelle catastali, cioè non solo quelle catastali ma anche quelle segnate nell'IGM, che erano discordanti rispetto alla norma del territorio, è saltato fuori una cosa molto interessante, che sostanzialmente gli ingegneri capitanati da Domenico da Firenze, Domenico Benintendi, ecco, e hanno seguito di fatto, almeno per buona parte, dopo Marostica, ma anche prima, un paleoalveo. E questo non è una cosa assolutamente da trascurare. Eccolo, potete intravedere specialmente qui nella parte centrale, no? Vedete la Brenta, e sono segnate in rosso però con le puntine verso l'interno, diremo proprio gli alvei antichi. Non quello a destra guardando, quello alla Brenta, no? L'altro che vedete che sostanzialmente dalla contrafosse, non a caso il toponimo, prima l'amico citava appunto i toponimi, va a finire sostanzialmente a Santrigo. Vedete proprio questo. E noi ci siamo trovati di fronte proprio a riprendere questa, diremo, questo percorso. Poi, guardate, dal punto di vista documentario, delle volte è stracitato anche in maniera, vabbè, possiamo stare come, no? Questa è la mappa del Pigafetta, però Ortelius in realtà, però postumo, è quella del Pigafetta nell'Orbis Terrarum, e vediamo la fossa del Duca di Milano. La vedete, quindi questa è una citazione cartografica, non la più antica comunque. È la più antica delle citazioni cartografiche, però con le limitazioni che ho detto prima, questo tipo di mappe servono per illustrare il territorio. Ecco, ne abbiamo una, quella del 1449, dove, qui vedete diremo i particolari, da Bassan, il Vallo Visconteo va a finire fino all'Ozzo a Testino di per sé. Ecco, la parte che a noi interessava era quella fino all'Astico. Anche perché è quella più riconoscibile. È riconoscibile anche l'altra nei canali ormai trasformati che ancora sono nello stesso settime. E la cosa interessante è che, come anche gli autori si dicono, nella guerra d'acqua allagare le campagne, specialmente da parte di Lozzo, era una cosa che poteva avere la sua importanza, oltre che il deviare l'acqua direttamente da Padova. Ma a Padova c'era già un qualcosa che era stato fatto prima e che poi riguarda direttamente, ecco qui vedete il Vallo Visconteo disegnato e poi la confluenza verso l'Astico, e un'altra mappa ancora che sostanzialmente è la copia di quella che abbiamo visto prima, la copia tardiva, però in questo percorso abbiamo un'altra opera, diremo, di guerra d'acqua, che è proprio la Torre di Novalia. Adesso non c'è più, adesso c'è diremo comunque dove c'è la deviazione del Bacchiglione verso Padova. E era stata fatta in maniera, sempre con due torri e il ponte in mezzo, in maniera da deviare l'acqua del Bacchiglione non più verso Padova, ma su quello che poi sarà, nell'intenzione, la deviazione viscontea. Quindi proprio di privare totalmente Padova della sua acqua. Qui vediamo ancora, questa è la mappa dello Squarcione, 1465, dove è evidenziato proprio questo discorso della deviazione, no? Come vedete, la cosa interessante è che è leggermente a nord della città di Bassano. Quando pensiamo alla città di Bassano dobbiamo pensare, diremo, alle mura e all'incao al ponte. Cioè il ponte fa integralmente, quello nuovo ovviamente, parte della città fino a Incao al ponte. Ecco. Una ricostruzione più o meno di fantasia, e teniamola, ecco, così ci serve per riuscire ad avere un'idea, no? Una ricostruzione, diciamo,
più fedele forse sarebbe leggermente diversa, ma neanche tanto, perché dei resti della torre, voi guardate a destra in fondo, cioè praticamente ai piedi del castello, e abbiamo ancora proprio un cospicuo resto della torre. E dall'altra parte invece è mascherato da un edificio che però esiste e c'è ancora. E allora abbiamo preso già diremo l'esempio della deviazione che faceva passare da Limena, dai colmeoni di Limena, no, per capirsi, l'acqua della Brenta dentro Padova. E abbiamo fatto messo in scala e sovrapposto proprio le due mappe. E vedete, cioè quella in azzurro è sostanzialmente diremmo quella dei colmeloni di Limena, no? Quella tratteggiata però un po' più a nord, invece le due righe sono quelle del ponte, diremo Visconteo, e c'è una somiglianza molto grossa, molto importante, cioè anche sulla larghezza della deviazione. Eccola, questa è la mappa proprio del colmellone di Limena. Come diceva Gabriele prima, alle volte bisogna andare distante per trovare quello che abbiamo qui, no? E vedete che è una situazione simile a quella della Brenta, simile, perché qui abbiamo, diremo, il fiume che arriva con un'ansa, quindi con un discorso d'acqua di impeto, diremo, minore, però la situazione è uguale, è proprio identica a quella che diremo verrà poi messa in atto. Oltre al resto è uguale anche per diremo la torre di difesa. Questa. Perché poi ce la ritroviamo diremo anche a Bassano. Ecco, quindi la trasposizione proprio diventa questa. Qui abbiamo messo proprio in rilievo il primo tratto del vallo. Il primo tratto del vallo è ancora riconoscibile, non tanto in via Colombare perché ecco l'altra cosa, ma come mai poi troviamo tutto in salita? Perché ovvio si dovrebbe diremo trovare, no, il sedime, la quota del sedime del vallo più bassa rispetto alla Brenta o almeno uguale. Ecco, tenendo conto che con lo sbarramento innalzo il livello dell'acqua. E qui abbiamo un'altra cosa, un documento si dice sempre 1400, dopo il 1404, che il sedime di questo vallo era occupato, interrato, e addirittura abbiamo trovato anche una villa in mezzo alla campagna proprio che intercetta direttamente il vallo. E perché? Perché questo ponte, diremo fortezza, è deleterio per l'arsenale di Venezia. E non solo, e anche per Padova. Perché? Le zattere che vengono giù bisogna slegarle prima e poi rifarle. Capite bene che la cosa non funziona. In più c'è anche un altro problema, che la stessa città di Bassano ha bisogno dell'acqua. E allora c'è quella soluzione di quel canale che ancora troviamo in via Pusterla. Non mi prolungo su quella questione, ma già l'avete capita, che quel canale è importantissimo, comunque, e andiamo anche molto prima del Vallo Visconteo, però quel canale deve rimanere, e quindi con soluzioni, diciamo, architettoniche molto ingegneristiche e molto particolari. Sì, qui vedete un po' la ripetizione. Ecco, sulla parte destra, che non rispetta gli orientamenti geografici, e specialmente nella parte che è ancora rimasta praticamente intatta del vallo, cioè quella della Trinità, in cui abbiamo sia da una parte ancora integro, no? Verso monte e anche verso valle. Ecco, sostanzialmente salta fuori una cosa estrema, è un'opera veramente gigantesca, perché l'alveo siamo intorno ai 45-50 metri e il tutto supera i 100 metri. Quindi diremmo proprio una cosa gigantesca. Eccola.
ovviamente con beneficio di inventario, ecco, diciamo, no? Perché è chiaro. E però diciamo, lo schema è questo. Però, come dire, un alveo in fossa, cioè non diremo sopra il piano di campagna. Infatti è la fossa del principe. Ecco, adesso io non so i tempi perché mi devi dire, quando mancano 10 minuti dimmelo. Adesso, ecco, buono, così devo andare via velocissimo sul resto. Allora il come. Guardate, portate pazienza, andiamo via veloci e casomai ci si potrà rivedere. No? Intanto abbiamo Villard de Honnecourt, il famoso taccuino, che ci descrive intanto come calcolare addirittura una distanza inaccessibile. Qui sono descritti gli strumenti di allora che, guardate, sembravano strumenti così, diremo, poco precisi, invece in realtà no, è un'altra cosa, sono sufficientemente precisi per l'uso. Ecco, non sto a spiegarvi come. E l'altra cosa importante invece per ogni discorso ingegneristico, la livella, perché infatti in termine tecnico si dice livellare, a scalini ovviamente, no? Ecco, questo è, siamo Vitruvio, però Vitruvio non ha lasciato nessun disegno, per il motivo che vi ho detto prima, e questo credo che sia quello del Comolli, ricostruisce la livella d'acqua, che ha una sua precisione, però guardate che addirittura i trattatisti della livella d'acqua dicono guardate che bisogna guardare solo il fondo del canaletto della livella, perché? Perché l'acqua messa dentro il canaletto che va in piano, nei bordi tende ad andare su. Quindi tu non puoi livellare con i bordi, devi livellare proprio con l'interno. Devo mettere gli occhiali. Sì. Qua il libro ottavo dell'architettura che ci dice come si deve condurre l'acqua. Andate a vedervelo, ecco, anche qui. E l'altra cosa importante, cioè che trattati avevano, perché il libro dell'architettura è posteriore a questo. Villard de Honnecourt no, è anteriore. E qui abbiamo la geometria di Gerberto d'Aurillac, Papa Silvestro II per capirsi, e siamo nel 1000. Ed è il trattato Geometria Gerberti, e le figure vi indicano come riuscire a livellare distanze che tu ancora non hai misurate, cioè hai misurato i punti per poterlo fare, e va tutto a triangoli, ecco, così, però diventa interessante. E gli strumenti, qui siamo ovviamente alla fine del 1500, gli strumenti che permettono proprio di fare in maniera di fare rilievi di campagna accurati. E altra cosa ancora antica, siamo 1100, inizio 1200, ecco, Vincenzo di Bellovacensis nello Speculum dottrinale dice sostanzialmente che si deve progettare proprio livellando e con i triangoli. Ecco. E un'altra cosa importante che invece conosciamo già da Vitruvio è questa: come fare la linea di riferimento, cioè praticamente la linea equinoziale. Si usa il cosiddetto cerchio indiano. Non ve lo illustro perché in 10 minuti non è possibile. Comunque dà esattamente la direzione est-ovest, e su quella io mi baso per poter progettare. Ecco, invece sono riuscito a mettere le mani nel Chronicon del Miari. È stata un po' una roba interessante, perché dico dai, tiratemela fuori. Io ero stato bibliotecario in quella biblioteca, sapevo che c'era, però non me lo ricordavo bene. Insomma, guardo la prima pagina, non c'è nulla, cioè conti di famiglia. Allora, sì, a noi interessavano. Volto, che non si sa mai, no? E anche là, niente. Io, no, deve esserci. E infatti dentro è un piccolo libretto, no? C'è proprio il riuso, e dove lui fa la cronaca. In questa cronaca, oltre a quello che vi ho detto, salta fuori una cosa estremamente interessante. Eccola. Dovrei chiedervi, ma secondo voi cosa sono? Nessuno che ha il coraggio di...
Ecco, il nostro Sale qui scrive che in quell'anno c'è stata una grandissima cometa che si vedeva quasi di giorno, ecco, con una coda veramente enorme, e dice anche, e poi dice però è proprio l'anno in cui Gian Galeazzo Visconti si becca la peste e muore, e anche l'anno in cui diremo la Brentana ha fatto fuori almeno 6 stilate del ponte. Ecco, quindi il discorso della cometa. In realtà erano 2 le comete che appaiono. Eccole, le vedete lì a fianco. Credo che sia una delle raffigurazioni più interessanti dal punto di vista archeoastronomico. È completamente inedita, quindi mi raccomando. Ecco. E l'altra cosa a cui prima Gabriele aveva accennato, ecco, la dimensione del Ducato di Milano in quel momento. La cosa che a noi interessa arriva fino a Feltre e a Belluno. E infatti i fabbri diremmo, e i produttori di chiodi e spuntoni di ferro vengono proprio da lì e sono comandati a venire proprio per la costruzione del ponte. Qui nella foto aerea zenitale, ecco, vedete anche già siamo qui nel territorio di Bassano, si legge direi in maniera evidente il percorso del vallo. Questo è napoleonico, lì si legge ancora, vedete la prima parte, però qui è il Cena e altri dicevano ma chi l'ha fatto sta roba così enorme, così grande, no? Non si sapeva. E allora è saltata fuori una cedola, diremo, di reclamo per mancato pagamento. Eccola. E allora, tutti quanti devono sapere, no? Specialmente gli uomini che vengono a San Bonifacio. Cioè, guardate che sono venuti a lavorare giorno e notte, e in pochi mesi sono riusciti a costruire tutto quanto il discorso idraulico da tutte le parti, diremmo vicine, tra virgolette, ma anche da Bergamo. E qua si dice che c'è per mandato dell'egregio uomo il maestro Domenico da Firenze, ingegnere generale di tutta quanta l'impresa. Eccolo. Quindi era un uomo notissimo, è quello del ponte sul Mincio a Mantova, no? È quello dell'assedio di Padova, e muore durante l'assedio di Padova perché scampa una mina in galleria e si muore proprio lì. Ecco, comunque sappiamo che anche è proprio questo Domenico Benintendi da Firenze. E qui vabbè, questo qua è il Gattari nella cronaca che dice quando che si rompe l'acqua della Brenta diventa proprio un disastro. Ecco. Adesso velocissimamente alcune foto dei luoghi. Ecco, qui siamo in via Pusterla, quindi diremo il pezzo che viene in su. E qui invece siamo in Angarano, l'edificio che vedete, no? E poi in alto a sinistra guardando è proprio... no, scusate, hai ragione, sì, l'avevo voltato. Sì, perché mi confondo con l'altra, però c'entra anche quella poi, sì, che è di là per via della torre. Ecco, è interessante perché al di qua, adesso io non ho messo la foto per brevità, c'è ancora lo chiamo il Motarolo, cioè alto, no? Ecco, è interessante la scalinata che va su. La scalinata che va su questa, diremo, se voi state bene attenti trovate ancora dei cocci, specialmente di ceramica, e proprio di quell'epoca, intorno al 1400. Questa è la riproposizione che avete visto. Questa è una foto, prendetela com'è, perché ho dovuto allargare troppo, quindi non è, diremo, della testata, chiamiamola così, che ancora si vede alla Trinità, con il vallo. Ecco, quindi sia a destra che a sinistra, come il vallo. Sì, è distorto, ma insomma capite anche il perché. Eccola. E qui, sì, di nuovo proprio il discorso del vallo. Qua c'è un problema idraulico che il vallo incontrerà parecchie volte, cioè come fare in maniera che le altre acque non intersecano il vallo. Quindi o botti o botti.
che devono fare, per forza, non c'è altro. Ecco, sì, diremo questa statua che trovate all'inizio del viale dei Cipressi, che ci dice un po', ma dai, guardate, sullo sfondo non è una collina, è proprio il vallo. Il vallo. E vabbè, quello anche in questa mappa lo vediamo. Ecco, e qui però devo fare un discorso. Allora, un'opera così importante, così significativa, credo sia una delle opere idrauliche più importanti del nostro Rinascimento. Non potrebbe essere questa invece l'entrata alla città di Bassano? Pensateci bene. Anche perché le storie che raccontiamo, a me non me ne interessa quasi nulla del passato. Mi interessa il presente. Ora, sarebbe una meraviglia che l'entrata fosse questa. Non vado oltre. Allora, e dove diremo il sedime si disperde, no? Ma c'è ancora, troviamo questi fossi che proprio percorrono, diremo, quello che era il sedime del vecchio vallo. Abbiamo trovato anche un'altra cosa. Prima si era citato il discorso degli Ungari. Sappiamo che più o meno l'accampamento degli Ungari deve essere stato nelle vicinanze, e qualcuno dice dei tapparelli anche, ma va a sapere dove chi sia. E abbiamo trovato, non so se fosse trasformato in porcile o una roba del genere, insomma, no? È una cosa estremamente interessante, un casotto, chiamiamolo proprio così, con affreschi sia esterni che interni. E questo si legge malamente, ma è un affresco della Madonna dell'Aiuto, che non è così, che è la Madonna di Monteverico. E dall'altra parte, invece, all'interno troviamo una croce con le insegne della croce, tutte quante. E altra cosa, prima dicevo, no, delle intersezioni, ecco, e qui siamo proprio nel luogo dove una villa è stata messa per traverso, però dove abbiamo anche la confluenza delle acque dentro quello che doveva essere il sedime del Vallo Visconteo. E qui facciamo un salto direttamente a Sandrigo. Ecco, eccolo. Ed è a ridosso, diremo, dell'argine attuale del Lunghella, no? Cos'è? Aspetta, l'Averda mi pare che sia, dell'Averda, che non è, diremo, il percorso dell'Averda. Cioè l'Averda ha usato una parte proprio del Vallo Visconteo. Ecco, io mi fermerei qui, anche se, quindi come vedete, finis proinde, ecco, is sit finis libri, sed non finis querendi, e molte altre cose, specialmente quelle archivistiche, a un'altra volta, eventualmente. Grazie professore, giusto nei tempi, ampio e approfondita la sua relazione. E a questo punto un breve spazio per eventuali richieste. Sì. Eccola. Per quanto riguarda, poi non è finito il discorso delle quote, c'è da dire che a quei tempi il Brenta aveva più acqua di adesso. Era più alto perché dedicava a quei tempi, non come adesso. Quindi non mi ricordo quando ero giovane, in Grappa c'erano 4 metri di neve, per capirsi. Infatti la Brentana, diremo, dell'agosto del 4 fa in maniera che venga travolto tutto. Però il sedime reale, diremo, del fondo della Brenta più o meno è rimasto questo rispetto a quell'epoca. Certo. Sì, c'era più acqua. Parlavo con Gianberto sì, negli anni che furono. Sì, c'era. Infatti, oltre al resto, le chiuse erano previste proprio nei momenti di maggiore escrescenza dell'acqua. Quindi sì, diremo, siamo in un momento di cambiamento climatico, certo, anche allora, cioè sostanzialmente siamo nel pieno quasi della piccola glaciazione.
e questo diventa importante. Io ho trascurato molte cose perché non si può... Trascurato molte sì, cose, ma... però vorrei dire Prego. una cosa importante. Spero abbiate visto che c'è il metodo che abbiamo seguito è un insieme di vari metodi, cioè non soltanto quello archivistico, ma anche quello archeologico, non solo, ma anche i metodi di prospezione e i metodi di cartografia. Certo. Bene, grazie professore. Diamo la parola al dottor Mario Uderzo, che ci parla della grande bellezza da Bassano a Roma, ovvero i percorsi del Grand Tour. Scusami. Bene, allora ringrazio io per l'invito a partecipare a questo incontro. Io sono stato un allievo del professor Petoello quando arrivò a Bassano e quando frequentavamo la scuola nella casa di riposo dietro all'Hotel Belvedere. Ricordo due cose, ma a Monica gliele ho sempre dette: la grande umanità e soprattutto il volere ad ogni costo creare in noi la curiosità. Ce l'ho ancora in testa la lettura dell'appello: Bordignon, Brunello, Citton, Groppa, Guderzo. E noi lo abbiamo veramente amato sempre. Dopo l'abbiamo trovato in altri luoghi, come amico magari, e soprattutto comunque nei suoi confronti con una stima assolutamente molto molto importante. Allora il mio tema è da Bassano alla scoperta dell'Italia, e mi servirò di due artisti bassanesi di cui il museo conserva alcuni dipinti, e soprattutto cercherò poi di metterli in contatto con Antonio Canova, che fece un grand tour anche lui. L'immagine che mi introduce è proprio questo, ed è un artista inglese, il dipinto è conservato alla National Portrait Gallery di Londra, e ci fa vedere tre inglesi che sono arrivati a Roma, uno un architetto, uno uno scultore, uno invece è proprio Joshua Reynolds. Stanno discutendo fra di loro. La testimonianza che ci propongono è una giustificazione del fatto che quando arrivavano in Italia cercavano di ritornare con dei contenuti che potessero giustificare il loro viaggio, e in questo caso la presenza della scultura che vedete sullo sfondo e il modo in cui loro si atteggiano e parlano e discutono giustificano ancora di più tutto questo. La difficoltà di arrivare in Italia per gli stranieri era fondamentale, ma soprattutto era complicata perché la penisola era un insieme di staterelli, come vedete, no? E ogni volta che si varcavano le dogane bisognava pagare, cambiare moneta, avere documenti e muoversi in quel modo. Si viaggiava in tantissimi modi: a cavallo, in groppa d'asini, a piedi. Soprattutto però si cercava in qualche modo di utilizzare
la carrozza postale, quella che faceva delle tappe cammin facendo. È un esempio di cambio di cavalli e soprattutto di come poi il gruppo venisse circuito dalla povera gente che sapeva che chi viaggiava aveva economie disponibili, oppure in quest'altro caso. L'obiettivo fondamentale era scoprire la bellezza in Italia, quindi Roma diventava la meta da raggiungere in qualche modo, e in questo caso Vanvitelli vi fa vedere l'abbondanza di gente in piazza San Pietro, soprattutto la quantità di carrozze che si muovevano. I percorsi, mi dispiace lo sfocamento della diapositiva, come vedete sono molteplici, le strade che vengono, direi, affrontate sono strade che manifestano qualche difficoltà. Generalmente si faceva testamento prima di muoversi, ma noi sappiamo che più di tutto viaggiavano i giovani rampolli delle nobili famiglie straniere, venivano mandati in Italia per vedere le cose belle e prepararsi in qualche modo al mondo successivo, e viaggiare direi diventava importantissimo, perché in qualche modo ritornavano indietro con una concezione di bellezza e una raffinatezza dal punto di vista della sensibilità. Questa per esempio è una famiglia russa, la famiglia Tolstoi, che è arrivata, che non c'entra niente con lo scrittore, è arrivata a Venezia, e la difficoltà fu di raggiungere effettivamente Piazza San Marco. Vedete che sono elegantissimi, il viaggio comporta anche spese. Gli inglesi per esempio prima di arrivare in Italia si fermavano a Parigi, compravano moda e poi elegantemente si presentavano nelle città italiane. Roma oltretutto aveva la possibilità di avere molte comunità, raggruppamenti di stranieri che si trovavano, davano indicazioni e via di seguito. Giulio Carlini vedete che entra dentro nei dettagli e in qualche modo ci fa apprezzare anche la bellezza di queste signore russe che sono arrivate a Roma, come quest'altro artista inglese un po' più avanti ci fa percepire il momento del carnevale come un'occasione, in questo caso, di scoprire realtà. Ma poi Roma aveva direi dei siti importantissimi, come lo era Piazza Navona, sempre Vanvitelli, come lo era la Piazza del Quirinale, come lo era il Porto di Ripetta, ma soprattutto direi il viaggio era un viaggio che veniva organizzato benissimo, e sapevano come muoversi, veniva studiato a tavolino, sapevano quali luoghi frequentare perché si tramandavano contenuti. La carta che vedete è quella del viaggio di Goethe e soprattutto tutto il percorso che lui realizzerà. Il primo bassanese che ho scelto è lui, è Roberto Roberti, in questo caso è il disegno, il ritratto di Roberto Roberti, si trova qui al museo, e questo giovane rampollo di una famiglia bassanese che fortunatamente ha un legame importante con Antonio Canova, perché Tiberio Roberti, il padre, è il commercialista, tra virgolette, di Canova, e ho scelto il titolo Un viaggio per la vita perché lui da Palazzo Roberti, salendo in una simile carrozza, arriverà a Roma e verrà accolto soprattutto da Antonio Canova stesso. E a 15 anni, quando va, il padre ha deciso di mandarlo a Roma perché la sua scelta era quella di fare l'artista e lui si sentiva dedito al ritratto. In realtà non sarà così. Il disegno che abbiamo ritrovato vi fa vedere Piazza di Spagna, inglesi che sono arrivati durante il giorno di Carnevale. Siamo, vedete, in quegli anni là. E una delle testimonianze più importanti di Roberto Roberti sarà il fatto che lui lascerà direi questo importantissimo dipinto su carta che ci fa conservato al Museo di Asolo, che ci fa vedere com'era lo studio di Canova nei tempi in cui Canova dimorava in via San Giacomo. In fondo vedete il porto di Ripetta, soprattutto compare la cupola della basilica.
La Roma di allora era una Roma vivacissima per quanto riguarda il turismo. Il dipinto vi propone il personaggio di destra seduto con i capelli bianchi, è Thorvaldsen, ma noi sappiamo soprattutto che la locanda Martorelli sui Colli Albani era piena da cima a fondo, dicono le testimonianze, e dice avrebbe potuto dirsi la locanda delle 4 nazioni. Una lunga tavolata ci accoglieva e in questo caso Thorvaldsen porterà amici e conoscenti ogni volta che arrivavano da Copenaghen a vedere e ad agire in questo modo. Il giovane Roberti che arriva non ha capacità di produrre ritratti, è molto incerto in questo, nonostante avesse avuto delle rudimentali formazioni bassanesi. Verrà affidato da Canova stesso ad alcuni artisti romani che dedicheranno molta attenzione in questo, ma alla fine direi privilegerà il fatto di dedicarsi alla pittura di paesaggio e inventerà una nuova forma di pittura di paesaggio che sarà quella di copiare i dipinti degli altri e soprattutto nel caso di Canova copiare i dipinti che Canova possedeva a casa sua. Canova ne possedeva 4, Roberto Roberti ne realizzerà 8. 4 sono di un collezionista romano e la cosa che si evidenzierà sarà il fatto che non userà la tecnica di Canaletto, ma sarà molto preciso nel produrre realisticamente la copia esatta del dipinto. E poi noi sappiamo che nella storia dell'artista diventava interessante il fatto che dalla bottega di Canova lui poteva vendere copie dei dipinti di Canaletto a tutti questi turisti che arrivavano a Roma, soprattutto gli inglesi erano affascinati da questo. Nelle collezioni private inglesi infatti sarà facilissimo rintracciare dipinti di Canaletto, in realtà realizzati da Roberto Roberti, moltiplicati nel tempo, di cui ben 2 sono conservati qui al museo, più altri 2 sono nei depositi. Ma il padre Tiberio non era assolutamente contento di tutto questo perché sperava in qualcos'altro. Si convincerà del fatto che il giovane è capace di operare e soprattutto è fortunato ad avere accanto Antonio Canova perché invierà a Bassano dei dipinti come questo, la visione della cupola di San Pietro dall'interno dei Giardini Vaticani. Tornerà a Bassano 2 volte, sposerà una romana di cui la famiglia non sarà assolutamente contenta, ma alla fine la famiglia si pacificherà nel momento in cui arriva la bambina, la nipotina Caterina. Lungo il suo viaggio di ritorno, Roberto Roberti, siamo riusciti a moltiplicare moltissimo la conoscenza di quello che l'artista realizzerà. Durante il suo ritorno si fermerà a Firenze, realizzerà anche delle tematiche legate a significati in qualche modo simbolici, come in questo caso l'aurora, ma lui, ricordiamolo, è l'autore dell'etichetta fondamentale della città di Bassano, che ci fa conoscere la città com'era e soprattutto come lui lo osserva dalla riva destra del fiume. Probabilmente 1807-1810, la Bassano di allora era esattamente così. Il secondo protagonista che gira per l'Italia è Antonio Marinoni e in questo caso direi città per città, perché mentre il giovane Roberti morirà, direi abbastanza giovane, intorno ai 57 anni, il nostro Antonio Marinoni vivrà moltissimo e anche lui usufruirà di quanto a Roma succedeva e delle presenze bassanesi a Roma, perché quando deciderà di trasferirsi definitivamente in quella città, qui lo vedete ritratto da Francesco Antoni Bon, quando deciderà di trasferirsi a Roma, lui aveva già realizzato qui alcune visioni, alcune vedute, come lo è questa che vedete da San Vito
La sua casa è riconoscibile in Contramargnan e direi siamo vicini a una delle immagini più singolari per quanto riguarda il castello, ma soprattutto lui viaggerà con una carrozza postale già molto più evoluta e farà il percorso simile a quello che aveva intrapreso Goethe, arriverà in Sicilia e comincerà dall'Umbria. E in questo caso ci troviamo veramente di fronte a una delle iconografie più singolari della produzione mariniana, perché le cascate delle Marmore, come ben sappiamo, sono uno dei soggetti più singolari e volutamente ricercati da parte del turismo di allora, di chi faceva il Grand Tour, in quanto dalla visione di questo luogo, vi propongo la fotografia attuale, dalla visione di questo luogo scaturivano quei sentimenti che noi dal punto di vista romantico abbiamo sempre interpretato come un messaggio di sublime e pittoresco, le parole usate anche dal punto di vista letterario. È chiaro che poi quando l'artista arriverà a Roma e potrà usufruire di molti vantaggi, non di Canova, ma delle persone che giravano ancora intorno alla memoria di Canova, tra cui lo stesso Roberto Roberti, che gli procurerà l'alloggio in una vietta che da Via del Babuino sfocia in Via del Corso, vicino allo studio di Canova, sappiamo che questo Marinoni comincerà a girare per i colli perché il turismo di allora aveva necessità di catturare attenzioni nei confronti dei paesaggi, e perciò la valle di Ariccia e perciò il lago di Nemi diventeranno dei luoghi singolari in cui l'artista si recava per trarne dei paesaggi che poi venivano prospettati e offerti al turismo, soprattutto quello inglese e quello olandese. Una delle immagini più emblematiche prodotte dal Marinoni conservate in questo museo è proprio la cascata e il Tempio di Vesta a Tivoli, dove tutti gli artisti, a partire dai francesi, si recavano proprio per catturare questa attenzione di un paesaggio che poteva procurare emozioni nella visione delle cascate, ma soprattutto nella presenza del Tempio di Vesta in cima alla collina. Una fotografia antica, per esempio, ci presenta questo luogo. Recentemente poi ho avuto un incontro con un signore che mi ha presentato un dipinto che rappresenta Palestrina. Questa è la visione attuale di Palestrina. Antonio Marinoni realizzerà questa visione, questo paesaggio che oggi è in una collezione privata e questo paesaggio, come vedete, viene ripreso dall'interno di una grotta e si calca su un disegno di questo Simone Pomardi che aveva prodotto nel 1794 e che in qualche modo ci fanno vedere come la circolazione iconografica di questi luoghi fosse assolutamente importante. Poi il Museo di Bassano ha la fortuna di possedere un'enorme quantità, direi, di pittura di paesaggio di Marinoni, enorme nel senso di molta, ma soprattutto di tutte quelle testimonianze del lungo percorso che lui farà recandosi a Napoli, incontrando reminiscenze archeologiche, spingendosi a Capri, soffermandosi a Ischia, e poi arrivando fino a Palermo per direi cercare di in qualche modo immortalare la pescheria di Palermo oppure queste imbarcazioni in Palermo. Allora, i due artisti che ho scelto sono rilevanti perché al di là di tutto usufruiranno della conoscenza uno e direi e della memoria che Canova lascerà a Roma allora. E quello che diventa interessante è proprio il fatto che anche Canova aveva fatto un Grand Tour, ed è un Grand Tour molto importante che mette in atto nel 1797, partendo da Venezia. Ve lo ripropongo così in qualche modo riprendete la cognizione del Canova pittore e del Canova scultore, e tutto questo è registrato in 2 quaderni, 2 diari che lui descrive giorno per giorno, ora per ora, che sono conservati in questo museo.
E sono interessanti, soprattutto il secondo, perché riporta molti schizzi, molti disegni. Lui era solito fare così e si muoveva lungo questo tragitto in carrozza. Aveva appena frequentato l'Accademia del Nudo a Venezia, aveva appena terminato la realizzazione di uno dei primi capolavori, Dedalo e Icaro, e all'improvviso decide, su invito di Girolamo Zulian, l'ambasciatore veneziano a Roma, di procedere mettendo in atto il suo viaggio. Si accompagna con questo signore, un francese, Pierre-Joseph Lafontaine, era un pittore direi di archeologia, e soprattutto questo è uno dei suoi dipinti, e il buon Canova metterà in evidenza, assieme a questo amico, alcune situazioni: il fatto che i turisti ammirassero quasi sempre le stesse opere d'arte, andavano a vedere gli stessi monumenti architettonici, notavano tutti le stesse curiosità, incontravano gli stessi personaggi, le stesse cerimonie religiose, si divertivano nel carnevale, affrontavano i vetturini e via di seguito. E Canova riprenderà questo concetto, ma soprattutto direi cercherà di ovviare in qualche modo. Partirà con una diligenza, la vedete qui, è un postale. Il 9 ottobre si imbarca sul Corriere di Firenze, mezzo di trasporto più economico che lentamente li porta ai confini con lo Stato Pontificio sul Po, dove scendono dalla carrozza e attraversano il fiume su un'imbarcazione, rimontano in un altro postale e proseguono il viaggio arrivando a Bologna. Il tutto viene documentato in questo quaderno. Entrerà in una chiesa ad ammirare questo capolavoro di Guido Reni e soprattutto lo giudicherà. Oggi è conservato a Brera, lo giudicherà e esprimerà delle interessanti affermazioni scritte nel diario, mettendo in evidenza soprattutto l'intensità delle espressioni dei volti. Prima si era fermato a Ferrara, a Bologna recupera il bagaglio, acquista una guida turistica, quella di Carlo Malvasia, e si mette a guardare molte cose. Entra in una chiesa e guarda Francesco Algardi, e soprattutto affascinato dalla scultura si sofferma a vedere il martirio di San Paolo, e poi procede oltre e va a osservare questo compianto di Cristo in terracotta. Va nella chiesa di San Domenico, ammira il monumento funerario e sofferma la sua attenzione sui 4 angeli della struttura della base. Esprime un giudizio molto positivo per il fatto che siamo di fronte a Michelangelo, e poi prosegue. Attraversano gli Appennini il 20 ottobre, arrivano a Firenze, e la città, lui sa che era rinomata per la scultura, diversamente da Bologna. La prima cosa che farà sarà andare a Palazzo Pitti, ad ammirare, attraverso la rimembranza che aveva delle stampe remondiniane, andare a vedere il Giardino di Boboli. Andrà agli Uffizi e nel quaderno nomina quello che vede nella piazza. Vede Gian Bologna, vede Baccio Bandinelli, vede Michelangelo, poi cita il Davide, l'Ercole e Cacco, entra 2 volte agli Uffizi e scrive: io qui non mi inoltro nel descrivere quello che io vidi, perché non potrei, e se fosse possibile poterlo fare, si vorrebbe almeno 20 giornate. Gli Uffizi lo stravolgono, soprattutto la visione della famosa sala della tribuna, dove vi faccio notare che nella parete in fondo, in alto a sinistra, oggi è conservato un dipinto che raffigura l'intera famiglia dei Bassano. Allora gli Uffizi, soprattutto la sala della tribuna, era pressappoco costruita come la vedete in questo caso. Lui però aveva la conoscenza di Zoffani, che riempie questo luogo, che è il più ammirato all'interno degli Uffizi, e comunque si sofferma ad ammirare il fauno delle Gnachere, i due lottatori, la Venere medicea. Nella piazza ha già guardato queste sculture, si è soffermato su Michelangelo ed entra nella bottega di 2
scultori che copiano sculture antiche. Uno è un inglese, si chiama Harwood. Il suo compito, e non è questo, è un'idea per darvi la possibilità di ammirare l'interno di una bottega dove si copiano le sculture. Questo Harwood era importante perché è quello che manderà in Russia moltissime copie di sculture antiche, come lo è la testa di Caracalla, come lo è questa meravigliosa scultura in marmo del Belgio che vi fa vedere il volto di questo personaggio. Ma in questo studio incontrerà anche Domenico Spinazzi, che poi diventerà un tema di una pittura che lui realizzerà. E Spinazzi era famoso perché realizzava queste figure bendate, in questo caso è la religione. Il 30 ottobre arriva a Roma con la sua carrozza e Spinazzi, nella carrozza era salito un incisore, si chiama Pietro Maria Vitali, sarà quello che poi inciderà il Teseo col Centauro, diventerà quindi un protagonista interessante per quanto riguarda la produzione incisoria che Canova farà realizzare a giovani artisti. Si spinge a Siena, entra nel Duomo, ammira il Pinturicchio e poi si sofferma soprattutto a guardare la scultura delle Tre Grazie, che diventeranno interessanti per lui perché diventerà forse il primo oggetto di ispirazione per la produzione della sua scultura. Finalmente arriva a Roma il 4 novembre 99 e in questo caso si reca nello studio dei Camaldolesi perché un figlio di Giovanni Fallier era frate camaldolese e poi si sposta a Palazzo Aveneto. Questo qua è la chiesa in un'incisione, l'attuale invece sistemazione della chiesa e del convento dei Camaldolesi. Ma soprattutto a Palazzo di Venezia lui sarà accolto benevolmente da Girolamo Zulian, che era affascinato dall'arte, e subito lo spingerà in Vaticano. In Vaticano le mete per lui saranno la Cappella Sistina, il Giudizio Universale, sarà accompagnato dal Deste che gli farà scoprire queste meraviglie. Di fronte all'Auconte, di fronte al Torso e di fronte anche, direi, a moltissime altre situazioni che lui disegnerà, no? Lui esprimerà dei giudizi, scriverà difatti a Marco Martinelli: conviene, dice, che confessi essermi questo viaggio utile per molti motivi. Qui si ritrovano molte statue di scultori del secolo passato, le quali sono esemplari moltissimo. Per le pitture vi sono le bellissime opere di Raffaello, le quali è incredibile il poter credere quanto siano eccellenti senza vederle massime la scuola d'Atene. Ed eccola qua. E poi in un post scriptum dirà: qui si ritrovano pochi valentuomini tanto in scultura quanto in pittura, fuori che il signor Battoni. Canova visita Roma, frequenta la classe di studio dal Vero organizzata dallo stesso Battoni, preferisce l'Accademia del Nudo in Campidoglio, realizza disegni in Vaticano e soprattutto si fermerà sulla Fontana dei Fiumi in piazza Navona. E la Roma di Canova sarà una Roma importante perché riceverà dalla mano di Zulian una copia autenticata della storia dell'arte di Winkelmann e anche le riflessioni sulla bellezza e sul gusto della pittura di Mengs. A Roma però il nostro artista è fondamentalmente avvantaggiato perché l'incontro con Giovanni Volpato diventerà fondamentale. E la Roma di allora è la Roma che conosce piano piano attraverso la visione di Piranesi e poi grazie alla conoscenza di Abbondio Rezzonico, qui dipinto che ricorderete perché per un lungo tempo è rimasto qui al museo. A Roma Canova vede spesso i suoi amici, Antonio Deste, Ferrari, Bonaiuti, il Foschi e via di seguito, e riceverà l'incarico che conoscete tutti quanti. Poi dal 22 gennaio assieme ad Antonio Selva partono per Napoli e lui scriverà: Napoli è una situazione di paradiso. Arrivano a Napoli, compra la guida,
comincia a girare per Napoli e alla fine, sto per concludere, entra nella Cappella San Severo, direi una delle meraviglie del barocco napoletano, e si sofferma ad ammirarne le sculture, prima di tutto quella di Corradini in fondo a sinistra, poi quella di Crescuolo in fondo a destra e infine il Cristo velato collocato qui successivamente al centro della cappella. La pudicizia, come dicevo, e il disinganno per lui saranno sconvolgenti, ma soprattutto quando si soffermerà ad ammirare gli elementi che caratterizzano il Cristo velato, cercherà in qualche modo di convincere il proprietario, il principe di San Severo, a vendere questo capolavoro, ma ahimè lui risponderà: il capolavoro non è in vendita, e allora lui si esprimerà in un altro modo, evidenziando come dice: io sarei disponibile a dare 10 anni della mia vita pur di riuscire a realizzare una cosa simile. Lui però utilizzerà questa espressione e questa conoscenza, perché noi sappiamo bene che poi quando Canova si cimenterà nella proposizione di alcune figure sedute, in quel caso molti elementi che sono stati impressi da San Martino nella scultura del Cristo velato gli serviranno per tutta la sua vita. Grazie. Grazie, dottor Uderzo, per questa riflessione, riprendendo una citazione sua sulla bellezza e sul gusto, che ci ha messo insieme tante grandezze, molte delle quali bassanesi e ancora molte delle quali contenute in questo nostro museo. Oggi pomeriggio alle 15 avremo l'intervento di un ex studente del professor Petuello, al quale seguirà il dottor Rigon, che ci parlerà di Carlo V a Bassano, un terzo intervento che non vi anticipo, a concludere Gianni Tasca su partiti e istituzioni, e l'ultima data, facendo capo al dottor Morello, il 68 a Bassano. Grazie, arrivederci allora alle 15.